Ben trovati, buongiorno, buon inizio settimana telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta per darvi conto delle tante notizie che arrivano da tutti i fronti, politico, attualità, cronaca. Doveroso però partire dal profondo cordoglio per la scomparsa la notte scorsa, ufficializzata solo nel primo mattino, del maestro del premio Oscar Ennio Morricone, scomparso all'età di 91 anni, il celebre compositore vincitore del premio Oscar per colonne sonore celebri, famosissime, storiche. Era ricoverato da qualche giorno in una clinica romana a seguito della frattura di un femore. Vi riproponiamo in apertura di questa edizione una delle sue ultime partecipazioni. Era l'11 gennaio del 2020 al Senato, quando diresse l'orchestra Sinfonietta e venne premiato dalla presidente Casellati, dalla padovana Casellati. Vediamo queste immagini di profonda commozione da parte del maestro. Per aver saputo raccontare con la sua musica storie di valore universale che dal grande cinema alla televisione, dalla direzione d'orchestra alla composizione, hanno saputo incantare intere generazioni, divenendo testimonianza vivente del genio ed eccellenza italiana nel mondo. Omaggio ad Ennio Morricone. Per lei, maestro? Non è previsto che io parli. Non parli? Sa perché? Perché sono molto emozionato. Una figura che è davvero il vanto italiano nel mondo. Quindi grazie al maestro e grazie al signor Presidente che ha reso possibile tutto questo. Questa è una delle ultime uscite pubbliche del maestro Morricone qui al Senato con la Presidente Casellati, ma è tutto il mondo della cultura che in queste ore piange la scomparsa di questo mostro sacro del cinema e della musica. Zaia, sue le note che sono nel nostro cuore. Addio maestro Morricone, dice Zaia. Il concerto in piazza San Marco a Venezia il 10 novembre 2007 resterà nella storia come il Leone d'Oro alla carriera conferitogli nel corso della 52esima mostra del cinema, primo e finora unico compositore ad aver ricevuto tale riconoscimento. Note che sono nel nostro cuore e che porteremo per sempre con noi come massima eredità che ci lascia. Grazie a nome di tutti i veneti. La nota di cordoglio del presidente Zaia. Nome legatissimo, di un nome legatissimo all'Arena di Verona parla il deputato veronese Lorenzo Fontana. Piangiamo una grande persona, un grande artista, un'eccellenza italiana nel mondo, il cui nome rimarrà legatissimo all'Arena di Verona. E ancora Cicutto, che è il presidente nel Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, straordinario sperimentatore e personalità fra le più influenti della storia della musica mondiale. Lo ricorda anche la Fenice, ci lascia ma non ci abbandona. Insomma, anche il mondo della cultura veneta piange il maestro Morricone, ma vediamo i principali messaggi di cordoglio in questo ritratto di Morricone fatto appunto attraverso i tweet, le note di queste ore.
questi i ricordi del mondo politico e della cultura italiana, i primi ricordi, le prime note di cordoglio in questo contributo con le musiche selezionate dal collega Francesco Ceron. Ma veniamo alla cronaca, questo è il doveroso tributo a Ennio Morricone. Ci lasciamo alle spalle un weekend contrassegnato da diversi eventi di cronaca, soprattutto la domenica ci sono stati dei tuffi proibiti con conseguenze drammatiche a Jesolo. Ieri sera un ragazzo 19enne residente nello Pitergino si è lanciato da un pontile, tra l'altro a Jesolo non si possono appunto varcare i pontili, si è tuffato, ha sbattuto violentemente la schiena e ora rischia la paralisi. In mattinata un trentenne invece della Guinea-Bissau residente nel Trevigiano si era invece tuffato dal pedalò pur non sapendo nuotare, è stato soccorso dai bagnini, portato a riva, ci sono state delle manovre di rianimazione che sono risultate efficaci e il ragazzo è stato salvato in extremis. È andata invece peggio, molto peggio, perché è morto ad un ragazzo di origini straniere ma residente nel Bellunese che ieri è morto annegato sul lago di Santa Croce. Per tutto il pomeriggio ci sono stati sommozzatori dei vigili del fuoco non solo in azione, ma per fare il punto di questa tragedia nel cuore dell'Alpago siamo collegati con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Christian, buongiorno. È una giornata, come dire, di lutto per gli amici di Rahmatullah che viveva da 2 mesi all'interno della struttura in Alpago che accoglie i migranti. Rahmatullah era afghano, era un richiedente asilo, aveva 26 anni, ieri ha trascorso con i suoi 3 amici una giornata al sole al lago di Santa Croce, improvviso poi la decisione di trovare refrigerio facendo un giro con il pedalò e sembra dalle testimonianze che ho raccolto poco fa proprio tra i suoi compagni di sventura, alcuni di loro si sono tuffati, si è tuffato anche Rahmatullah, ma nessuno di loro sapeva che Rahmatullah non sapeva nuotare. Lo hanno visto in difficoltà, hanno cercato di salvarlo, di avvicinarsi con il pedalò, di salvarlo, di ritirarlo sul pedalò, ma non c'è stato nulla da fare e il corpo del povero richiedente asilo è praticamente scomparso. C'è stata una telefonata che è stata lanciata di soccorso, lanciata proprio dai suoi compagni dal pedalò, che però siccome non sapevano, non hanno saputo spiegarsi correttamente, hanno all'inizio dirottato l'elicottero del SUEM e i ricercatori lungo le rive del Piave, dopodiché è arrivata provvidenziale una telefonata di un bagnino in servizio nella spiaggia del lago di Santa Croce che ha dirottato i vigili del fuoco con i sommozzatori arrivati da Venezia e anche con l'elicottero Drago 60 che è partito da Bologna. Le ricerche nel pomeriggio sono andate avanti fino a sera e il corpo del povero ragazzo di 26 anni è stato ritrovato a circa 70 metri dalla riva, era in fondo al lago. Naturalmente sono partite immediatamente le indagini dei carabinieri. Questa mattina abbiamo parlato con Sara, la mediatrice culturale del centro di accoglienza che si trova a Puos d'Alpago. A Sara è toccato il compito del riconoscimento che è stato fatto nell'obitorio di Belluno. Di Rahmatullah si conosce solamente il nome e si sa che lui da profugo afghano era arrivato in Italia 2 anni fa seguendo la rotta balcanica.
pare abbia un parente in Germania e probabilmente i carabinieri in queste ore stanno cercando di mettersi in contatto con questo zio, pare sia uno zio, per dargli la notizia tragica. Sono stati sentiti chiaramente i ragazzi che erano sul pedalò con lui, e vi posso garantire che l'atmosfera che si respirava poco fa nella struttura che è stata recuperata nell'ex albergo al Pago, distante veramente davvero poche centinaia di metri dalla spiaggia, era un'atmosfera davvero triste. E questo è quanto accaduto ieri, ma tu poco fa parlavi dei tuffi proibiti, ce ne sono stati altri anche nel Bellunese, sono stati sanzionati al lago del Corlo, dove non più tardi ad Arsier, dove non più tardi della scorsa settimana un ragazzo trevigiano di 21 anni è finito in ospedale. Sono stati sanzionati ieri 3 ragazzi che si sono tuffati, è vietato tuffarsi e fare il bagno nel lago del Corlo, ma multe sono state elevate anche per chi si è tuffato nel lago del Nis. Questo per quanto riguarda la cronaca, diciamo, della domenica, che in provincia di Belluno è stata particolarmente calda sotto il profilo meteorologico. È stata una domenica calda anche sotto l'aspetto sanitario, perché tra i nuovi positivi che ieri sono stati riscontrati, parliamo dei contagi di Covid-19, c'è anche una badante che assiste un'anziana nel Feltrino, una badante che è arrivata dalla Moldavia. La badante è risultata positiva al coronavirus, è stata isolata esattamente come l'anziana che è entrata in contatto con la straniera nelle prime ore per l'appunto nel Feltrino, e in questo modo resta come dire alta l'attenzione proprio in quella zona dove venerdì della settimana scorsa, 10 giorni fa, è scoppiato l'allarme per il focolaio che è scoppiato tra i due lavoratori dell'Eurobrico, che poi si è allargato, focolaio che si è allargato. In questo momento ci sono 9 persone positive e diverse decine in isolamento fiduciario. Quindi la preoccupazione evidentemente in provincia di Belluno resta alta, l'abbiamo detto e lo ha detto anche ai nostri microfoni il neo dirigente del Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti, Sandro Cinquetti, che fino a poco tempo fa ha prestato servizio all'ULSS della Marca trevigiana. Mascherine sì, igiene corretta delle mani sì, naturalmente con l'acqua e sapone, ma anche ove questi non siano disponibili con i detergenti. Però una delle cose che il dottor Cinquetti ha sottolineato è il fatto che quando uno ha la febbre, anche poche linee di febbre, deve subito immediatamente mettersi in contatto con il proprio medico e restare a casa. Cristian. Cosa che ricordiamo anche noi spessissimo, perché appunto sono norme che si sono dimostrate molto valide nell'affrontare l'emergenza. Tra l'altro, Tiziana, un'ultima battuta: quando parliamo di badanti nel Feltrino e in provincia di Belluno parliamo di un presidio fondamentale, perché il bellunese, il Feltrino, alcune zone del Feltrino sono tra le aree più anziane, più vecchie di tutto il Veneto ed Europa, quindi il problema ha una sua specificità in montagna. Hai perfettamente ragione, la provincia di Belluno si contraddistingue in Veneto e hai correttamente detto anche in Europa proprio per l'elevato numero percentuale di anziani, di popolazione anziana. La provincia di Belluno è anziana, più del 65% dei residenti hanno oltre 65 anni di età, e quindi è evidente che il presidio fondamentale garantito dalle badanti è quanto mai fondamentale, è quanto mai importante per garantire un'assistenza
a chi non solo non può andare nelle case di riposo per motivi differenti, e non nascondiamolo pure, c'è anche quello economico, ma poi insomma anche perché le strutture evidentemente non sono sufficienti attualmente a coprire la necessità di assistenza. Tiziana, ti ringrazio, grazie davvero. Ovviamente tutti gli aggiornamenti questa sera nel TG principale di Treviso Belluno a partire dalle 19:30. Grazie Tiziana, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a te e a voi. Ecco, avete sentito tanti gli spunti del collega Bolognani che ci ha parlato di questo caso Feltrino, di una badante risultata positiva al Covid. La notizia del resto di ieri era questa: dei 6 casi di positività in Veneto, tutti e 6 sono riconducibili a soggetti stranieri di rientro, soprattutto badanti. E di badanti nei giorni scorsi ha parlato Zaia e ritornerà a parlare nel punto stampa convocato alle 12:30 e che seguiremo in diretta. Punto stampa nel quale sarà diffusa, illustrata, spiegata una nuova ordinanza, peraltro preannunciata nella giornata di venerdì, che riguarderà in particolare i trattamenti sanitari obbligatori e più in generale i trattamenti da utilizzare nei confronti di quelle persone che rifiutano la profilassi, rifiutano di seguire i protocolli sanitari di sicurezza per appunto la quarantena, per l'isolamento domiciliare. Del caso dell'imprenditore vicentino ne abbiamo parlato tanto, se ne stanno dicendo un po' anche di tutti i colori, stanno emergendo diversi particolari, ma di questo sicuramente parlerà il governatore Zaia. Governatore Zaia che un sondaggio di oggi del Sole 24 Ore che ha redatto il sondaggio annuale dice che appunto è al primo posto per gradimento a livello nazionale, ça va sans dire, si potrebbe dire, visto che tutti i sondaggi in questo periodo danno questa indicazione. Vola Zaia, dice il Sole 24 Ore, cede Fontana, nel PD cresce Bonaccini, giù Zingaretti che è l'ultimo governatore della lista, quindi questo potrebbe aprire anche una fronda interna all'interno del Partito Democratico, dove in questi giorni non stanno mancando delle spallate al leader del Partito Democratico. Lo stesso quotidiano di Confindustria dà anche l'indice di gradimento dei sindaci. In testa c'è il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, che è anche rappresentante nazionale dell'ANCI. Per quanto concerne i veneti, Brugnaro è al quinto posto, quindi è il primo cittadino più gradito dai suoi concittadini. C'è poi il sindaco di Belluno Massaro, il 27° posto, Mario Conte, che è sindaco di Treviso e rappresentante dell'ANCI regionale, al 39° posto, lo vediamo anche dalla classifica. Cerco un attimo di ingrandire il carattere, un attimo solo, ecco qua. Quindi vedete Mario Conte al 39° posto insieme al collega di Trapani. Dopo Conte al 72° c'è Rucco, il sindaco di Vicenza, Gaffeo, sindaco di Rovigo, al 79° posto. Il sindaco di Verona 84°, Sergio Giordani, sindaco di Padova, ben 99°. Quindi le performance, diciamo, dei sindaci veneti non sono particolarmente brillanti, questo in generale, mentre appunto c'è il primato del governatore Zaia. Questo sul fronte della classifica dei gradimenti, della governance, che è appunto una delle più attese dell'anno ed è redatta dal Sole 24 Ore. Ma adesso c'è il nostro nuovo ospite, primo ospite di oggi, Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Buongiorno Maschio.
Eccomi qua, buongiorno a voi. Eccoci Presidente, scusi un po' il ritardo, ma avevamo diversi spunti di cronaca di cui dover dare conto. Jesolo è stato teatro in questi giorni di numerosi fatti di cronaca, anche negativa da un certo punto di vista. Ci sono state due risse, la rissa di qualche sabato fa, la rissa della scorsa settimana dove un 38enne nigeriano è stato ridotto in fin di vita, c'è poi tutta la tematica dell'ordinanza anti-alcol. Le chiedo che periodo è questo a Jesolo, perché tutta questa tensione? Allora, diciamo che poi quello che succede a Jesolo fa eco molto più di quello che succede in altre località, evidentemente. Jesolo ha un brand importante, riconosciuto, riconoscibile, e quindi fa un po' più notizia, ripeto. Ciò nonostante, quello che è successo non ci fa piacere, sicuramente va condannato e isolato come dei fatti appunto isolati. Jesolo resta una meta assolutamente sicura e su questo non v'è dubbio. Ahimè, in questa fase ci sono dei gruppetti di ragazzini spesso che creano questo scompiglio per sport, fondamentalmente. Lo fanno, come succede, come abbiamo sentito in passato, racconti nelle città, nelle metropoli italiane di questi gruppetti di ragazzi che si divertono in maniere poco adatte a quella che si confà ad un'attività, ad una località turistica. Ci sono. Jesolo in questo periodo è una meta, nonostante le difficoltà che questa stagione sta portando, è una meta ricercata e ambita. Stiamo riuscendo ad avere delle performance occupazionali forse non superiori alle aspettative, ma in realtà in linea con le aspettative, e sicuramente leggermente superiori ai nostri amici delle altre località. Con l'arrivo di tanta gente, soprattutto nei weekend, perché questo si concentra nei fine settimana, c'è molta clientela giovane che si sta muovendo nei weekend. È inevitabile che quando ci si trova ad avere centinaia di migliaia di persone nella località, purtroppo qualche episodio che non dovrebbe accadere accade. Diciamo che è un po' anche la logica dei grandi numeri, e poi tutto quello che succede a Jesolo fa notizia. Fino a un po' di tempo fa ci si occupava più di Venezia, adesso è Jesolo per ovvie ragioni, diciamo, si segue anche un po' la stagionalità, verrebbe da dire. Da un lato è anche bene che si parli di Jesolo, perché vuol dire che Jesolo è tornato a essere il centro di tante, diciamo così, di tante trasferte, di tante visite, e quindi che comunque si è ritornato a ripopolare. Tra l'altro, Presidente, volevo affrontare con lei un altro tema di cronaca, di stretta attualità. La turista austriaca rientrata in Austria da Jesolo è risultata positiva al Covid. Abbiamo parlato con le autorità sanitarie, stanno tracciando i movimenti di questa turista, pare sia rimasta molto in albergo e non abbia avuto particolari contatti, e che il Covid lo avesse prima di arrivare a Jesolo. Certo, si aprono problemi molto operativi da questo punto di vista, e si apre tutto il tema della responsabilità degli albergatori. Ma guardi, in realtà io in queste ultime ore sono stato contattato, come potete immaginare, da innumerevoli agenzie di stampa, comprese quelle austriache, alla ricerca della notizia. Io non vedo la notizia, fondamentalmente, perdonatemi, non vogliatemene, ma il virus, il Covid-19 non è sparito. E se abbiamo dei protocolli sanitari, delle impostazioni, delle restrizioni, delle modifiche al nostro modello commerciale che ci sono state imposte per tutelare, garantire e limitare il più possibile l'espansione di qualsivoglia, chiamiamoli focolai, che adesso va di moda, ci sono state imposte, ci sono state date proprio per evitare questo, perché il rischio ovviamente c'era. Quindi il fatto che una turista tedesca, ma poteva essere un collaboratore qualsiasi di una qualsiasi attività, come un qualsiasi cittadino della località, abbia contratto nuovamente, devo dire, perché non è mai sparito del tutto il virus, ripeto, non vedo la notizia. Mi pare che in tutta Italia e nel mondo il virus continui a circolare in questo momento. Quindi, torniamo al discorso di prima, probabilmente in questo momento faceva notizia raccontarla così. La signora nella fattispecie ha soggiornato per 4 o 5 giorni, se non erro, in una struttura ricettiva qua a Jesolo, che è stata
oggetto di verifiche dell'ASL, come sappiamo, come abbiamo concordato con l'ASL stessa, e noi siamo in stretto contatto in questo momento con la nostra ASL territoriale, e ringraziamo su tutti il direttore generale Bramezza, che è sempre persona molto disponibile al dialogo, a trovare soluzioni e a non sollevare problematiche. L'azienda è stata oggetto di tamponi, tutti i collaboratori sono risultati negativi, sintomo che è sinonimo che l'azienda ha lavorato bene, che ha saputo tutelare la non espansione del virus e quindi limitarne la possibilità che ci siano ulteriori contagi. La signora, appunto, avendo soggiornato solo 5 giorni, l'ha scoperto subito al rientro questo contagio. È evidente come, avendo, se non erro, almeno 10-15 giorni di incubazione, gente che ce l'aveva prima di partire, l'ha portato qui, se l'è riportato a casa, mi auguro per fortuna, senza lasciarne traccia. Creiamo molto allarmismo con queste cose. Guardate, chi si fa del male, devo dire inconscientemente, senza motivo, per lo scopo di creare un caso che non c'è, a mio modo di vedere. Diciamo che fa parte della fase 3, fa parte anche in questo caso della normale convivenza con il virus. L'importante in questo caso, l'abbiamo sottolineato anche ieri, è che il Dipartimento di Prevenzione abbia fatto il suo lavoro, il suo corso. Tra l'altro il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 Veneto Orientale, che ha implementato il proprio personale di ben 6 unità proprio per, e questo va detto, va sottolineato, è importante. Guardi, io ho staccato per collegarmi con voi proprio da una riunione, in una call, in una videochiamata questa mattina con l'ASL, proprio per concertare e discutere di soluzioni, di collaborazione, di metodi, di procedure per garantire le località, garantire le destinazioni, garantire i cittadini, i collaboratori, gli ospiti delle località, individuando delle strutture. Quindi il dialogo è costante, i protocolli, le indicazioni ci sono. Noi abbiamo fatto un protocollo e un manuale operativo ben mirato, focalizzato per le strutture alberghiere, che è stato dato e distribuito a tutti i soci. Manuale operativo che prevede ogni casistica, ogni forma di modulistica, di comunicazione, per cui le nostre aziende sono, direi, assolutamente sicure, sono assolutamente formate e pronte a rispondere a queste necessità quando si dovessero verificare. Ci auguriamo ovviamente il meno possibile, ma è evidente che, visto gli innumerevoli flussi di persone che stanno arrivando, ripeto, in particolare concentrati nel weekend, è inevitabile che qualcosa ci sia. Concedetemi però una cosa, perché il timore è che in questo momento si guardi solo all'interno delle strutture ricettive, un po' nelle attività commerciali, quando in realtà fuori da queste, scusatemi il termine, è un carnaio. E lo dico proprio con questo termine perché la gente non sta 24 ore su 24 all'interno di un ristorante, all'interno di un albergo, di un campeggio o dell'appartamento preso in affitto per la stagione, per la settimana o per il periodo necessario. La gente sta spesso fuori, e fuori, ahimè, devo dire, e capisco, anche se non condivido l'uscita del governatore dell'altro giorno, che evidentemente era un po' di pancia, ma ci stava, ci vuole un po' più di attenzione, perché la spiaggia, perché la camminata, perché gli spazi aperti non godono di questa garanzia, di questa tutela che invece troviamo all'interno delle nostre strutture. Il problema è che poi, quando succede un caso come questo, si va a guardare la struttura ricettiva, ma non si va a guardare, ovviamente, perché è impossibile farlo, dove è stata questa persona, dove ha passeggiato, con quanta gente è entrata in contatto senza volerlo. Certo. Si guarda la struttura ricettiva, ma non possiamo attribuire tutte le colpe, tutta la responsabilità alla singola struttura, che altrimenti è insostenibile. Diciamo che poi nell'operatività stabilire un nesso di causa-effetto diventa praticamente impossibile, proprio stando a quello che lei sta dicendo, guardando alla realtà. Certo. Sì, ma infatti è proprio questo il discorso. Noi continuiamo a predicare nei confronti dei nostri soci attenzione, di essere ligi alle indicazioni che sono state date loro, ai protocolli, ai manuali, di essere il più ligi possibile a quelle indicazioni.
quello è il nostro compito, quello l'abbiamo sempre fatto per n altre situazioni di possibili contagi di virus, penso alla legionellosi, ai protocolli ai manuali HACCP, piuttosto che ai protocolli di sicurezza, insomma, siamo subissati di questi manuali, di questi protocolli, quindi non ci spaventa averne uno in più legato al Covid-19 in questo momento. Siamo abituati ormai a far poco gli albergatori, a seguire queste pratiche, queste burocrazie, quindi ahimè siamo abituati, ripeto. E lo facciamo da sempre. Non si punti, non si guardi solo, ripeto, alle attività ricettive, perché non possiamo essere causa, effetto, responsabilità di tutta la procedura. C'è tutto un mondo intorno, ecco, per citare i Mattia Bazzar. Ma senta Maschio, adesso ci stiamo collegando con il governatore Zaia, dovrebbe arrivare proprio a momenti, a secondi per la nuova ordinanza regionale. Lei cosa si augura? Telegrafico. Mi auguro che non ci siano ulteriori restrizioni, che le indicazioni che saggiamente ha saputo dare in questa fase il governatore di attenzione alla cittadinanza, non solo alle aziende. Il singolo cittadino è responsabile di come possono andare le cose e del destino di una località turistica come Jesolo, come Caorle, Bibbione, Raclea o chi per esse. Tutti siamo responsabili alla pari dell'andamento e del buon andamento di questa situazione. Quindi attenzione e non restrizioni ulteriori. Litorale veneto che resta sicuro e Covid free, o comunque tende al Covid free, diciamolo. Assolutamente sì. Grazie ad Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Grazie mille, buon lavoro per davvero. Allora, ci siamo, dovrebbe arrivare a momenti il governatore Zaia per illustrare questa nuova ordinanza, attorno alla quale si è creata anche un'aurea di aspettative. Ci sarà sicuramente un giro di vite per quanto concerne i trattamenti sanitari obbligatori, le quarantene, l'isolamento domiciliare, quindi il trattamento dei soggetti con Covid. Ecco, c'è Zaia, linea all'unità di crisi di Marghera. Pronti? Siamo puntuali, quindi grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche a tutti coloro che sono collegati da casa. Direi di dar subito inizio a quello che è poi la presentazione del bollettino e dopo passiamo anche alle altre informazioni. Allora, scusate. Voi sapete che abbiamo superato il 1.000.000 di tamponi e siamo arrivati a 1.013.676. Ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore 11.791, quindi mediamente almeno 10.000 al giorno li si fanno. I positivi ad oggi in Veneto sono 19.327. 19.327. Sono più 9 nelle ultime 24 ore, ma rispetto al bollettino di ieri c'era uno in più. Ovvio che abbiamo caricato gli positivi delle ultime 24 ore. L'isolamento 768, meno 13. Il totale dei morti è 2024, una persona in più ha perso la vita. I ricoverati sono 169, dei quali 16 positivi. 169 dei quali 16 positivi. In terapia intensiva abbiamo 10 pazienti, dei quali, come potete immaginare, 2 positivi, perché sono i 2 positivi noti. I dimessi sono 3.611, numero invariato. I nati sono 76. Il bollettino, come vedete, conferma un trend che da molto abbiamo, che è quello, se consideriamo i 2 in più in terapia intensiva, siamo passati da 8 a 10, e i 2 in più ovviamente sono positivi, perché se arrivi in terapia intensiva, salvo casi estremi, ci arrivi anche con la positività, e si può dire insomma che la situazione è assolutamente affrontabile e definirei una situazione di tranquillità per il Veneto.
Resta fermo il grande tema, da un lato, del rispetto di non abbassare la guardia. Anche questa mattina i vostri colleghi mi chiedevano, e giustamente adesso vanno, come si può dire, si fa sempre più vedere immagini di assembramenti, feste e quant'altro. È assurdo, non bisogna abbassare la guardia, perché comunque il virus, se anche in maniera minimale, se anche con minor virulenza, c'è, e quindi l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti è fondamentale. Dall'altro, come vi ho detto l'altro giorno, c'è il grande tema del virus in importazione. Qualcuno dice: ma Zaia fa tutto sto casino per 5 contagiati. Allora, premesso che stiamo parlando di vite umane e stiamo parlando di salute pubblica, io non faccio nessun casino, sto semplicemente dicendo che dopo mesi di lockdown, dopo sacrifici che i veneti hanno fatto, trovo assurdo che ci andiamo a prendere il virus da fuori e ce lo portiamo a casa, fermo restando che in questo momento la situazione è sotto controllo. Prima di parlarvi dell'ordinanza vorrei farvi vedere cosa vi ho detto venerdì, perché trovo anche inaccettabile che qualcuno dica: Zaia ha fatto retromarcia. Io non ho fatto nessuna retromarcia, non ho mai annunciato ordinanze per rifare il lockdown e altre menate del genere. Voi ne siete testimoni, tanto è vero che lo avete detto anche i veneti, ma qualcuno a livello nazionale ha voluto far passare l'idea che qui si fossero annunciate attività di ulteriore restrizione, di chiusura dei ristoranti, bar. Io non ho mai detto queste robe. Prova ne sia che vi ho fatto prendere la parte focale, diciamo, della famosa conferenza di venerdì, nella quale io parlo chiaramente di restrizioni che stavamo programmando relative agli isolamenti fiduciari, al TSO e alle cose che sapete. Diamo solo un'occhiata, anche perché, come si può dire, bisogna essere galantuomini nella vita, no? E non lazzaroni. Ma dura un minuto, cioè non è che andiamo al massimo volume. No, scusate, non c'è volume, aspettiamo un attimo. Ma non avete fatto le prove prima? Vabbè, lo vedremo dopo, via, lo vediamo dopo, non c'è volume. Allora vi dicevo, è fondamentale dire che oggi noi diamo, diciamo, compimento a quello che è stato il tema del venerdì e il fatto che dobbiamo prendere atto, e vedete che in tempi non sospetti, io ve l'ho detto, voi ne siete stati assolutamente dei notai impeccabili, quando vi ho detto da settimane, vi sto dicendo: guardate che l'OMS deve darci un quadro della gestione sanitaria di diversi paesi. L'OMS è l'ONU della sanità, non possiamo essere noi andare a valutare, a fare le valutazioni di rischio rispetto alla sanità del paese A piuttosto che il paese B. Dall'altro non posso non guardare dei dati e vi do solo un dato, dopo vi do la tabellina. Comunque, signori, ve la faccio avere. Avete risolto? No, non importa, dai. A meno che non abbiate il microfono portatile. Boh, allora niente. Allora dicevo, pensate solo che dal 1° di luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi, che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico. 28 contagi in una settimana su 5 milioni di veneti. Probabilmente ci sono patologie che stanno aggredendo molto di più la nostra comunità in questa fase. Però dei 28 contagi, 15 sono di virus importato che coinvolgono stranieri. E non vi ho preso una settimana degli immigrati della caserma Serena di Treviso, però una settimana tranquilla, dal 1° di luglio. Quindi il vero tema emergente oggi, e guardate, lo dico a scanso di quello, che non venga fuori razzismo, altre robe. Stiamo parlando di sanità pubblica, stiamo parlando della salute per prima di questi cittadini stranieri e poi ovviamente della comunità. Cioè il nostro unico interesse è che non si diffonda virus. Se osservate, questo tema sta decollando un po' in tutte le regioni, un po' in tutti i paesi a livello internazionale. Mi diceva stamattina la dottoressa Russo addirittura che c'è sempre più letteratura sui contagi transfrontalieri.
tra paesi che noi riconosciamo, diciamo, all'avanguardia dal punto di vista sanitario. La Svizzera con la Francia, piuttosto che la Slovenia con l'Italia e così via, o altri casi che si possono citare. Faccio solo degli esempi. 15 su 28 contagiati dal 1° di luglio, vi do la tabellina, avete anche le nazionalità, 15 sono di nazionalità non italiana e sono o residenti che sono andati a casa e sono tornati, oppure sono residenti che hanno avuto sono immigrati stranieri, scusate, che sono residenti qui e che magari hanno avuto contagio nella loro comunità con persone rientrate. Allora, siccome il Veneto si è sempre dimostrato all'avanguardia, ringrazio la dottoressa Russo per il servizio che sta facendo anche col Dipartimento Prevenzione, noi abbiamo semplicemente annunciato venerdì un'ordinanza che mette un po' in fila alla luce, capite, questo qui è come star lì a carburare, no? Bisogna sempre dare la giustatina. Adesso noi abbiamo capito che il tema del portarci il contagio a casa è un vero pericolo. Cioè il Veneto è sostanzialmente, si può quasi dichiarare indenne, no? Se dovessimo guardare, perché i nostri contagi che abbiamo, i 13 contagi sui 25 del 1° di luglio, cioè di questa settimana, i 13 diciamo veneti, sono o RSA o contagi familiari, cioè stiamo parlando di microfocolai, non stiamo parlando di cose importanti. Per questo io mi sono arrabbiato, io, Madonna, cioè, con tutto il lavoro che abbiamo fatto ce lo portiamo da fuori, a me sembra un assurdo, no? Un minimo di attenzione e risolvere, magari qualche problema ce lo evitavamo. L'ordinanza è datata oggi, 6 luglio, è un'ordinanza semplice e anche complicata per quello che si decide. Semplice perché è facile, comprensibile a chiunque, complicata perché bisognerà lavorare di più, questo è poco ma sicuro. Ripeto, l'ordinanza va nella direzione di dire abbiamo 2 isolamenti fondamentali, il positivo isolato e curato e il contatto stretto che è negativo che comunque è in isolamento fiduciario. Ringrazio anche l'avvocato Botteon che come avvocatura ha dato il cappello giuridico a questa ordinanza. Ve la leggo e ci mettiamo meno di quello che voi pensiate. Primo punto dell'ordinanza, obbligo di isolamento fiduciario. È stabilito come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 19 del 2020, l'isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi. Quindi 14 giorni di isolamento fiduciario chi ce lo fa? In caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone. L'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto avuto. L'isolamento dovrà proseguire in caso di accertamento di positività. Cioè tu stai isolato, metti che il 13° giorno diventi positivo, continui i 14 giorni, a meno che tu non abbia bisogno di cure. Secondo caso, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Allora, questo allegato 1 che noi vediamo sono sostanzialmente i paesi europei, quindi stiamo parlando di paesi diversi dall'allegato 1, però prendiamo come riferimento l'allegato 1 che sono 36 paesi, perché sennò dovremmo citare ogni volta la lista del resto del mondo, no? Allora, questi 36 paesi non hanno quarantena entrando in Veneto, entrando in Italia. Allora, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Determina l'obbligo di isolamento fiduciario, l'isolamento a durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto. Quindi tutti coloro che vengono da paesi che non sono in questa lista di 36, 14 giorni, e facciamo chiarezza una volta per tutte. 3. Con presenza, cioè una parola sola, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5 gradi Celsius, è la stessa roba. Cioè, la stessa roba. Scusa, non è Fahrenheit è un'altra roba. No, non è Fahrenheit, perché sennò sarebbe già un grosso guaio. No, ho detto che la compresenza di sindrome respiratoria, cioè difficoltà respiratorie, e 37,5 di febbre, per capirsi,
pone il soggetto in isolamento, o meglio fa un autoisolamento e contatta subito il medico. Fino a qua abbiamo riassunto e fatto chiarezza sugli isolamenti e come si fanno. Isolamento in strutture extraalberghiere. L'azienda ULSS che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'articolo 1,6 del decreto legge 33 del 15/5/2020, in relazione al numero dei conviventi in abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'azienda medesima, in collaborazione con la Protezione Civile, in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato. Allora noi diciamo che se c'è un'azienda ULSS che ha difficoltà a mettere in isolamento in famiglia delle persone, trova la soluzione ovviamente ad hoc, in strutture ovviamente dedicate. Punto 3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative. E qua ci dobbiamo capire, cominciamo a entrare nella fase più complicata. Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening, quindi è obbligo, con tampone rinofaringeo per la ricerca del Covid, quindi stiamo parlando del coronavirus, tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, cioè entrano o tornano a casa, dopo un viaggio in un paese diverso da quelli dell'allegato 1. Cioè vuol dire che se io vengo dalla Tunisia, ci vengo per lavorare, faccio la procedura che poi vedrete, o se io sono un veneto che è andato a montare una macchina in Tunisia e torna a casa entro le 120 ore, comunque fa la procedura che adesso vi dico. Il caso della Serbia sarebbe stato tipico, no? Sono andati e avrebbero fatto subito la procedura. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo o faringeo all'arrivo in Veneto, quindi appena tornano a casa o arrivano in Veneto fanno il tampone, e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'ULSS, cioè gratuita. Stiamo parlando di aziende qua, signori. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda ULSS di riferimento e riammette temporaneamente il lavoratore se il primo tampone è negativo. Quindi arrivi, tampone negativo, torni a lavorare, evito di leggervi il resto, ti metti la mascherina chirurgica, c'è scritto, facciamo l'altro tampone negativo, ti togli la mascherina e lavori liberamente. Se tu non torni per lavorare, siccome sei nei paesi che non sono nell'allegato 1, ti fai 14 giorni di quarantena. Ovvero, se arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè se devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta l'altra fila. Obbligo di denuncia e segnalazione. È fatto obbligo per le direzioni generali delle ULSS e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui l'articolo 1 dei 3, i 3 articoli che avevo appena detto, cioè l'isolamento, il tampone per chi viene o rientra dall'estero o arriva dall'estero, della presente ordinanza di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo del 331 del codice procedura penale. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato. Quindi da oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria, quindi per metterli nelle condizioni assolute di controllare. Punto 5. Rifiuto di ricovero. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi
al tampone, segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi dell'articolo 55 e successivi del codice di procedura penale. Quindi il caso della persona che ha titolo di essere ricoverata da un punto di vista clinico, no? Perché è positivo, ha sintomi, non può non essere ricoverato, si rifiuta il ricovero, ecco, se rifiuta il ricovero parte la denuncia d'ufficio, non si sta lì a dire ma vediamo, facciamo obbligo all'azienda ospedaliera di provvedere alla denuncia. Sanzioni. Nel caso di violazione dell'articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo di isolamento, cioè il negativo che è in isolamento per capirci, si applica sanzione pecuniaria di 1.000 euro, questa la sapevate. In caso di violazione dell'articolo 3 si applica a carico del datore di lavoro, stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo, la sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda. Quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro, in maniera tale che ci sia, come si può dire, siccome il servizio è gratuito, c'è solo la fatica di dire cara ULSS, mi sta rientrando un lavoratore da uno di questi paesi, vieni a fare il tampone. Si richiamano tra le altre le sanzioni penali previste all'articolo 452 del codice penale con reclusione da 1 a 12 anni, e dell'articolo 1,6 del DL 3320 e dell'articolo 260 del Regio Decreto, quello che è, con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro di multa. Cioè stiamo dicendo che se un positivo va in giro c'è il carcere, c'è l'arresto e c'è tutta una serie di attività che si possono fare. Le disposizioni finali ve le risparmio, che sono relative al conto corrente dove si verseranno ovviamente le sanzioni, poi c'è la durata che è fino al 30 luglio, se non ricordo male, 31 luglio. Allora, qual è il tema? Il tema è quello di aver messo in ordine alcuni fattori che conoscevamo già, altri che abbiamo introdotto, come questo che è assolutamente innovativo del doppio tampone per i lavoratori che vengono dai paesi non dell'allegato 1 che vedremo. Vi ho fatto l'esempio della Serbia, ma possono essere altri paesi, la Tunisia, tutto il resto, anche gli Stati Uniti, no? Voi sapete che gli Stati Uniti hanno la quarantena in questo momento. Avessimo noi un dipendente che va negli Stati Uniti e torna a casa dopo aver fatto la sua attività lavorativa, deve farsi 2 tamponi e stare una settimana con la mascherina. Ovvio è che ci aspettiamo che a livello nazionale si inaspriscano. A livello nazionale mi aspetto che si vada a inasprire il tema e quindi si riporti al penale l'isolamento fiduciario del negativo, perché ad oggi resta un'ammenda di 1.000 euro e noi non possiamo introdurre il penale su questo. Mi aspetto che sul ricovero coatto, noi ci abbiamo introdotto la denuncia d'ufficio eccetera, si provveda, e di questo ne ho parlato anche con il Ministro Speranza e ho letto anche una sua intervista, ho visto che è in linea, si provveda a trovare una modalità che si può assolutamente identificare con un decreto, in maniera tale che i sanitari, che sono gli unici titolati, decidano se provvedere a un isolamento fiduciario presso la residenza di un positivo, e noi siamo assolutamente per questo, perché tutti quelli che possono essere curati a casa è bene che restino a casa, ma se il caso è grave, è una persona, un paziente che ha sintomi evidenti, eviterei di disperdere il virus in giro per il territorio, perché questo magari o questa non vogliono farsi curare. Vi lascerei spazio per le domande, se immagino che ne abbiate, e ovviamente si è introdotto in questa ordinanza il tema dell'alternativa alla residenza per l'isolamento, qualora non vi fosse possibilità di fare un isolamento, diciamo, appropriato, di introdurre anche nuove strutture. Tosato, Vanzan, Zambon, Fois, Giacomuzzo, se ho capito. Poi ovviamente sono a disposizione la dottoressa
Russo per la parte di prevenzione e l'avvocato Botteon se avete anche aspetti di natura giuridica. Sì. Parlate forte, mi fate un piacere. Proviamo a gridare un po'. Presidente, buongiorno. Siccome lei ha toccato diversi punti, no? Vuole chiarire questo aspetto per cortesia, ovvero ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono mandati in un paese diverso da quelli segnalati nell'elenco, che immagino siano i paesi dell'Unione Europea, sì, più o meno. Più altri. Più altri. Tipo Andorra, Città del Vaticano, insomma c'è tutta una serie di paesi. Vabbè, comunque diciamo... Croazia che non ha Schengen. Ecco. Ci ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono inviati lì in questi paesi diversi da quelli dell'elenco dei 31, 36 e vengono sottoposti a tampone prima, devono mantenere la mascherina per una settimana in attesa del secondo tampone, sì, se il primo è stato negativo. Cosa succede invece a persone di nazionalità straniera che hanno un contratto regolare in Italia, tornano in vacanza nel loro paese e poi rientrano in Italia? L'ingresso al posto di lavoro è identico. È la stessa? Identica cosa. Se invece tornano dal paese, e questa è un'eccezione che si fa solo per il posto di lavoro per ovvi motivi, si mettono in quarantena. Cioè il cittadino tunisino che torna a casa per le vacanze si fa 14 giorni di quarantena quando torna. Il cittadino americano che torna a casa per fare le vacanze va via e torna a casa, se non deve rientrare nel processo produttivo si fa 14 giorni in quarantena. Dov'è il doppio controllo? Per voi dite, ma uno potrebbe dire che va in vacanza e invece va a lavorare. Il doppio controllo abbiamo nel datore di lavoro che abbiamo investito di una responsabilità a costo zero, dicendo se tu hai un lavoratore che mi rientra me lo segnali, altrimenti io so che è d'ufficio in quarantena per 14 giorni. Ma mi scusi, che differenza c'è dal punto? C'è una differenza. No, ma c'è un punto che proprio non capisco. Ma te lo spiego io. Te lo spiego. Il DPCM prevede che i lavoratori che vanno in questi paesi, se stanno per meno di 120 ore, 5 giorni, possono rientrare senza nessuna quarantena. E questo è il grande vulnus, no? Noi stiamo coprendo, ve lo ripeto perché giustamente qualcuno dice che parlo troppo forte. Allora, il tema qual è? Che oggi noi sappiamo che tranne questi 36 paesi, tutto il resto del mondo fa 14 giorni di quarantena se arriva in Italia. E fin qua ci siamo. Però il DPCM ci dice che andando in quei paesi un lavoratore o anche un cittadino qualsiasi dice vai, io sono del Marocco, vado a casa, sono gli aerei, ci vado a casa e ci torno entro le 120 ore, fermatemi se non sono chiaro, non ha l'obbligo di nessuna quarantena. E voi capite che questo è un problema non poco rilevante, perché in 5 giorni tu puoi avere contatti e eventuali infezioni che noi non riusciamo a governare. Quindi abbiamo introdotto questo nuovo elemento. Quindi facciamo l'esempio tanto per capirci, un cittadino del Marocco che torna a casa e se ne sta per non più di 120 ore, non può essere sottoposto alla quarantena, ma può essere sottoposto al doppio tampone. Sì, ma noi lo intercettiamo in questo caso, l'unica cosa che possiamo fare nel posto di lavoro. Se quel cittadino è andato a casa, che so, a trovare un parente, a fare 2 giorni un matrimonio, una roba, e mi torna a casa e non va a lavorare, qui non ho più la collaborazione del datore di lavoro, resta il vulnus del DPCM. Cioè lui in teoria, anzi per legge, non è tenuto di mettersi in quarantena, perché è stato meno di 5 giorni di 120 ore fuori. Se invece se ne sta un mese, in questo caso la quarantena è prevista. Capite che però sopra i 120 ore si fa la quarantena, qui da noi. Però qual è il tema? Poi c'è un tema di senso civico da un lato, no? Di dire riconosco che ho l'obbligo della quarantena, ma poi io la vedo anche sul fronte delle sanzioni, perché noi non possiamo basare tutto sul senso civico, perché ci sono alcuni, lo abbiamo capito,
che tornano, non dichiarano che sono tornati, che controllo riusciamo a fare noi? Quindi il governo qui deve darci una mano sulle sanzioni, deve darci una mano sulle sanzioni. Io di questo sono assolutamente convinto. Ecco, mi scusi, facciamo un esempio molto pratico. Sì. Adesso c'è l'estate, magari è il periodo in cui in tante famiglie le badanti rientrano nel paese d'origine per le ferie. Sì. In una famiglia la badante parte, se ne sta un mese in Moldavia, tanto per fare un esempio. Che cosa succede a rientro? Noi comunque sei in Moldavia, anche se è nella lista europea, ti ricordo, e c'è l'obbligo del tampone, cioè il datore di lavoro ci deve segnalare la badante, perché noi abbiamo fatto un provvedimento ad hoc per le badanti. Quindi vi ricordate l'altro giorno abbiamo detto sulle badanti comunque si fa d'ufficio a prescindere dalla nazionalità, perché curano persone che... No. Prego? Sì, è raccomandato, sì, assolutamente. È raccomandato per le badanti, sì, assolutamente sì. No, non l'avevo capito, scusami. Però sulle badanti noi abbiamo fatto questo provvedimento, no? Sapendo che comunque le badanti sono all'interno della lista di paesi per i quali non è prevista la quarantena, fra l'altro. Fondamentalmente, a meno che non ci sia qualcuno che viene da fuori, che so, dalle Filippine o da altri territori. Ma insomma, se la badante torna, il datore di lavoro cosa deve fare? Ma guarda, io penso che il datore, parliamo delle badanti, a prescindere dalla nazionalità, c'è questa grande opportunità, che è un fatto di civiltà, che chi è la badante che rientra ci chiede gratuitamente al tampone e riusciamo a fare un monitoraggio. Io penso che nessuno voglia mettere a repentaglio la vita dell'assistito, dei familiari. Avete visto che con le badanti dell'altra volta abbiamo avuto infettati sia l'assistita che la figlia dell'assistita, oltre ad avere altre 4 persone del pulmino. Quindi è fondamentale fare il tampone. E la segnalazione, la richiesta va fatta all'ULSS. Sì, considerate che questi sono tutti grandi flussi, stiamo parlando di grandi movimentazioni, quindi io ringrazio anche le ULSS per il sacrificio che faranno. Però stiamo tentando piano a piano di tappare le falle, che non sono grosse, però ci sono ancora delle falle dal punto di vista legislativo. Se il governo decidesse di normare di più questa fase non sarebbe male. Vanzan. Possiamo un attimo ricapitolare, Presidente, cosa succede nei paesi gli altri 36, cioè quelli che non sono nella lista dei 36. Vado in Francia, torno, arriva un italiano francese o la badante francese o che ne so, tedesca, non ha obbligo di quarantena? No, ha solo raccomandato il tampone se è una badante. Perfetto. Il rischio comunque rimane, perché non esclude che in Francia o in Germania ci sia stato un contatto con persona positiva e che magari... Ma questo lo prevede la legge ALD. Perfetto, benissimo. Il DPCM. Chi è che il datore di lavoro, sia che abbia una fabbrica e a quel punto deve fare per tutti quanti, cioè tutti quelli che rientrano, e se non lo fa deve pagare per tutti gli altri, o la badante, ci sarà un numero di telefono? Perché immagino che chiamo chi, l'ULSS generica, il medico di famiglia. Noi diamo quello dei SISP, no? Diamo quello dei SISP, adesso per carità benvenga questa domanda, li allegheremo al comunicato di oggi, quindi se voi li ripetete poi nei vostri articoli. Perfetto. L'altra cosa invece, Presidente, quindi Carlo, raccogliamo i numeri. Quando c'è l'isolamento in una struttura extra che viene individuata dall'ULSS, perché? Perché magari nella casa è sovraffollamento, quindi non possono starci, a quel punto l'ULSS dice tu vai nel tot nell'albergo o nella colonia. Te lo paghi, però. Ma sai, allora noi abbiamo messo a carico... Un onere a carico dell'interessato vuol dire che se lo paga. Perché è previsto nel DPCM, ti stavo dicendo, no? L'abbiamo messo solo per quel motivo, il DPCM prevede che sia a carico. Va bene. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non provvedesse, nel momento in cui gli ritorna l'operaio, l'ingegnere, il tecnico a chiamare per fare il tampone, viene bastonato? Sì, ma bastonato diciamo, viene assolutamente, cioè sarebbe un fatto grave visto e considerato che è un'attività gratuita che diamo, quindi la colpa sta sempre
dalla parte della sanità se non eroga il servizio a quel punto, no? Cioè l'unica fatica è chiamare, cioè mandare una mail, dire guardate io ho un lavoratore che mi è rientrato, nel frattempo lo fai lavorare con la mascherina, cioè non c'è nessuno, ecco questo chiariamolo, magari lo mettiamo anche un po' meglio sull'ordinanza questo aspetto, cioè non si interrompe nessun processo produttivo, però vuol dare la tranquillità. Ricordo che se ti entra un positivo in un'azienda dopo diventa un problema perché devi isolare mezza azienda o anche tutta l'azienda. Certo. L'obbligo di denuncia e segnalazione da parte dell'UNS... Sì, giustamente, scusami, la signora Bottacini dice comunque lo sanno prima quando rientrano oltretutto. Sì, perché non è che uno arriva a sorpresa, dice sono arrivato. Cioè, sì, hanno turni di lavoro, quindi è una cosa programmata. L'obbligo di denuncia e segnalazione all'UNS è nei confronti di chi? Nominativi che sono in quarantena? No, scusa? Cioè io UNS devo segnalare al sindaco e alle prefetture che Alda Vanzan è in quarantena. Sì, sì. Ma come fa l'UNS a sapere che io sono in quarantena? Perché abbiamo la lista, abbiamo la lista degli isolamenti, perché è predisposta dai SISP, è l'UNS che stabilisce le quarantene. Okay. Se no ne avremo pochi in quarantena. No, ma se uno torna, cioè, torna in aereo e non ha sintomi, non ha niente, e non chiama il SISP? Ma deve segnalarsi? Cioè, la procedura... Sì, la procedura... Io sono un cittadino americano, un italiano che arriva dagli Stati Uniti, torno a casa, mi devo mettere per legge in quarantena e devo segnalare la mia presenza all'ULS, cioè l'ULS deve sapere che io sono in quarantena. Quindi è il singolo che prima informa l'ULS e dice io sono appena tornato da un paese che deve fare la quarantena. Quelli in quarantena per questo motivo sì, quelli in quarantena perché sono contatti stretti di un positivo, li sappiamo noi perché li provvediamo noi. Certo, ci sono due tipi. Hai obbligo di segnalarsi per legge? Sì, sono obbligati. No, è giusta la domanda, così abbiamo chiarito, no? Le due quarantene. È proprio un obbligo di legge. E Fredo lì anche lì c'è un reato se esci di casa anche se sei in quarantena perché sei tornato da un paese per il quale era prevista la quarantena. Possiamo, Presidente, fare un passetto indietro al 1° di luglio, il caso Prego. che sta occupando le cronache di questi giorni. Il Vicentino con il collega e i dipendenti che va in Serbia, torna, riparte, va in Bosnia, eccetera. Cosa dovrà fare e cosa invece dovrebbe fare con la nuova ordinanza? Ma posso passare anche la parola alla dottoressa Russo se vuole. Così lo facciamo autentico della prevenzione. Diciamo, con la nuova ordinanza dovrebbe segnalare il suo rientro e quindi si fanno i tamponi. Sì, allora intanto c'è anche un punto dell'ordinanza che ha letto il Presidente che dice che un soggetto che presenta una sintomatologia e presenza di febbre chiama il medico curante e si mette in autoisolamento. In primis, questo indipendentemente dal fatto che torni da un paese, ma a maggior ragione se torna da un paese dove non è chiaro qual è la situazione epidemiologica. E secondo, in questo caso, se il soggetto era stato in un paese che non rientra, in questo caso non rientrava nei paesi che sono diciamo, elencati nell'allegato 1 di cui abbiamo parlato, dice che è tornato da quel paese e allora lui e i suoi collaboratori si chiedono un tampone che gli viene fatto. Gli viene fatto un tampone sul momento, adesso, e dopodiché gli veniva fatto anche prima perché aveva la sintomatologia, ma in questo caso sarebbe stato fatto anche ai suoi collaboratori che al momento non presentavano, al momento sono contatti stretti, non hanno e sono negativi e sono anche asintomatici. Comunque avrebbe fatto il tampone e se appunto risultava negativo continuava a lavorare fino al 5° o 7° giorno, questo per coprire al massimo la possibilità che poi possa insorgere la sintomatologia, se ne faceva un altro. La domanda potrebbe essere: ma se il periodo di incubazione è 14 giorni, perché poi non lo consideriamo? Lo consideriamo al 5° o 7° giorno per questione di maggiore probabilità. Ciò non esclude, viene detto al soggetto, di fare l'automonitoraggio, quindi nel caso in cui dovesse in qualsiasi momento, che sia dentro che sia fuori da questa finestra temporale che definisce i 2 tamponi, presentare una sintomatologia, è chiaro che deve avvertire l'URSS di riferimento.
Dottoressa, scusi, ma non ho capito, invece senza questa ordinanza cos'è che doveva fare il vicentino? Doveva telefonare per dire che non stava bene e che era stato in un paese che è quello della Serbia, basta. Solo perché aveva sintomi correlati. Sì. Sì, c'è anche da aggiungere, da quel che si è capito dalla relazione del SISP, cioè se avesse avuto notizia di aver avuto contatti con persone Covid positive. Adesso bisogna stare sempre attenti a quello che si dice, ma noi abbiamo avuto notizia che lì c'è anche chi poi ha perso la vita oltretutto. Adesso io non so che qualità di relazione ci fosse e se avessero avuto un contatto stretto o meno, ma nelle nostre relazioni risultava insomma che ci fosse anche storia di un'infezione locale nota. Comunque stiamo parlando di persone sintomatiche che quindi avevano, a prescindere dalla Serbia, avevano l'obbligo di segnalarsi. Se posso aggiungere, Presidente, giustamente come dice il Presidente, poiché lui era a conoscenza e pensiamo del fatto che la persona con cui aveva avuto contatto era una persona insomma, che non stava bene, in quel caso non solo doveva autosegnalarsi per il fatto che aveva la febbre, ma doveva a maggior ragione autosegnalarsi per il fatto che era venuto a contatto con un caso sospetto o confermato. In quel caso invece c'è proprio l'isolamento per 14 giorni e quello è già stabilito. Abbiamo ora Zambò. Due chiarimenti. Prego. Sempre su questo punto. Buongiorno. C'è la lista di chi è in isolamento del SIST che quindi è completa, ammesso che tutti facciano anche il loro dovere nel momento in cui non hanno sintomi ma tornano e avvisano. La segnalazione alla prefettura oltre che ai sindaci è una novità? No. Era già quello che succedeva prima, ma adesso non è più così, quindi è stata reintrodotta così come era durante il lockdown? Adesso è stata, prego? Sì, viene rimarcata ma diciamo viene anche strutturata, nel senso che poi abbiamo le ULS che si muovono ancora in maniera più pesante su questo fronte. Ok. L'altra cosa, forse per l'avvocato Botteon le ultime due, precisamente che tipo di denuncia si configura nel momento in cui c'è il rifiuto a ricovero? Scatta la denuncia d'ufficio, per cosa? Vai, avvocato. Velocissimamente, ecco, quando c'è un ricovero che viene richiesto da parte della struttura sanitaria a una persona, c'è un accertamento di una situazione di particolare gravità, quindi c'è consapevolezza da parte del soggetto della gravità della sua condizione e se questo riguarda il contagio Covid con la possibilità di diffusione c'è la possibilità di contestare il reato almeno colposo dell'articolo 482, quindi c'è una fattispecie. Che articolo, scusi? 482 del codice penale, derivante dal fatto che non siamo di fronte a un caso in cui uno ha semplicemente la febbre e deve decidere se ha un'infezione respiratoria che è un elemento soggettivo non particolarmente chiaro e quindi ci può essere anche incertezza nella valutazione dell'esistenza del presupposto per la sottoposizione all'isolamento. Qua siamo di fronte all'ipotesi in cui c'è una struttura ospedaliera che dice a una persona: ti ho accertato il contagio, non solo hai il contagio, ma sei in una condizione di particolare gravità, devi rimanere qui a farti curare. È vero che questo è il problema appunto statale che diceva il Presidente, le cure sono assolutamente volontarie, ci si può sottrarre, no? Principio costituzionale, ma se tu ti sottrai a questa cura nel rispetto delle libertà costituzionali, sai che puoi incorrere comunque in fattispecie di reato determinate, previste da altre norme dello Stato in relazione non a mere ipotesi di pericolo di contagio, ma a una situazione effettiva di possesso del contagio. E si parla di diffusione di germi patogeni. Ovviamente si tratta di norme del 1942 che usano le espressioni diffuse in quel periodo di tempo, ma non siamo noi ad aver immaginato l'applicabilità di queste specifiche norme del codice penale in relazione alle ipotesi Covid, è il legislatore che ha espressamente richiamato
diciamo in via cautelativa, il 452 che è la fattispecie, si dice, l'ipotesi colposa, no? Quella di chi diciamo, accetta il rischio di diffondere il contagio e non ha ancora, e non ha la volontà, ecco, non ha il dolo di diffondere il contagio stesso. Però c'è sempre il colposo. Però. Ma il colposo è espressamente previsto da una norma in generale, appunto il colposo non è una fattispecie automatica, qui c'è una ipotesi molto, tra l'altro severamente punita, di applicazione della sanzione penale, anche solo per il fatto che uno si pone in una condizione di possibile trasmissione del contagio. Un'ultima cosa a proposito delle ricadute poi penali. Il Presidente diceva una previsione di reclusione da 1 a 12 anni in un caso e nell'altro da 3 mesi a 18 mesi. Che differenza c'è? Ecco, il primo caso, quello con la sanzione molto grave che va appunto, arriva fino a 12 anni, no? Per l'ipotesi di dolo, perché è inclusa anche quella possibilità, ecco, quella è appunto la sanzione che viene applicata al caso evidentemente molto grave, per esempio di chi si sottrae a un ricovero per cui sa perfettamente di essere contagiato, sa di essere addirittura in una situazione di obbligo di cura e sa che, perché lo sanno, è assolutamente fatto notorio, che l'uscita può determinare il contagio. L'altra ipotesi, quella punita con una sanzione meno grave, punisce la disobbedienza a un provvedimento esplicito dell'USL o del sindaco di sottoposizione alla misura dell'isolamento, a prescindere dalla gravità della condizione fisica di patologia del soggetto. Potrebbe essere sì, necessariamente un positivo, ma un positivo asintomatico, un positivo che ha un grado di pericolosità inferiore rispetto a quella di chi invece è richiesto o addirittura riceve un ordine di ricovero. Grazie. Fois. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle se è previsto qualche cosa anche per gli albergatori, vale a dire un albergatore che magari ha adesso sul tavolo una prenotazione che arriva da un paese che non fa parte delle 36 nazioni. C'è la quarantena, ma già c'è. Il cittadino statunitense che prenota in questo momento, ma così accade un po' per tutti i paesi europei, sa che deve fare prima la quarantena. Per cui anche se qualcuno che magari ha affittato una macchina e arriva dalla Germania, per cui non è entrato direttamente in Veneto, cioè in dopo Italia, possiamo valutare tutte le alternative del mondo. Chiedevo se l'albergatore deve segnalare il fatto o una persona che mi arriva dagli Stati Uniti. Qualsiasi cittadino che è in possesso di informazioni utili per prevenire il contagio le deve segnalare, punto. Però insomma io non andrei a lambire l'ambito turistico, perché oggettivamente noi abbiamo consegnato una situazione di assoluta tranquillità e quindi l'appello che faccio io è che si continui a prenotare senza nessun problema. Avete visto, abbiamo una sanità performante e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo aperto, diciamo, questa nuova finestra rispetto a questo. Ripeto, per essere proprio, andare alla sintesi, proprio al nocciolo della questione, c'è una norma che prevede che fino a 5 giorni di uscita nei paesi nei quali sarebbe prevista la quarantena per rientrare non si fa quarantena. Capite che il virus è una questione di qualche istante, non di 5 giorni. Allora noi intercettiamo tutto il blocco di coloro che tornano al lavoro entro i 5 giorni, no? Poi c'è tutto il blocco di quelli che vanno al matrimonio, tornano a casa perché magari non lavorano, che noi disconosciamo, cioè non siamo a conoscenza di questo. Quindi il PCM qui dovrebbe far chiarezza. E io farei fare che a partire dai 5 giorni bisogna fare chiarezza. Il Veneto interviene oggi dicendo che quantomeno per i lavoratori che vanno in contesti di assembramento, di comunità, ci sia ovviamente un piano di sanità pubblica, ed è esattamente quello che abbiamo deciso, che è una grande novità, che si affianca a un DPCM invece che lascia un pertugio importante aperto.
Mi è sufficiente, ragazzi? Giacomuzzo. Prego. Sì, buongiorno. Volevo chiederle il contatto che ha avuto col ministro Speranza, se ci sono novità, quando risale e che tipo di feedback le ha dato. Sì, ciao. Guarda, io ne ho parlato venerdì e anche sabato mattina, che ci siamo sentiti sul Presto, penso alle 6, una roba del genere. E abbiamo parlato un po', capita che ci sentiamo e abbiamo parlato anche di questo. Ma il ministro Speranza, per carità, lui non comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche un'intervista, per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizione di ricoverare. Poi c'è qualcuno che dice ma Zaia ha parlato di TSO, il TSO non si fa solo per malattie psichiatriche, noi nell'immaginario collettivo c'è quella, no? Vanno a prendere il malato di mente e lo portano in ospedale, il TSO lo si fa anche per epidemie, per altre attività, per cui poi qua c'è un esperto di prevenzione, ve lo può... Fra l'altro vogliamo dire il TSO per cosa si può fare? No, allora ditelo tutte e due. Interviene anche il dottor Botteoni. Allora il TSO è un trattamento sanitario obbligatorio e la definizione stessa dice che quando viene definito questo deve essere applicato. Viene disposto dal sindaco e viene confermato da un medico, generalmente un medico di sanità pubblica. Le motivazioni possono essere di natura psichiatrica, quando la persona deve sottoporsi ad un trattamento per il bene di se stesso, perché può procurarsi un danno di cui non è magari consapevole e può rappresentare un pericolo anche per gli altri. E questo è il primo e forse anche il più conosciuto. Però si applica anche nel caso di alcune malattie infettive, quando il soggetto, pur essendo a conoscenza del pericolo che può avere lui stesso, ma soprattutto del pericolo che la sua condizione può riservare agli altri, non intende far sottoporsi a terapie o a cure che possono ridurre queste evenienze. Un trattamento sanitario obbligatorio si può applicare per esempio ad un soggetto con una tubercolosi aperta che non vuole adottare nessun tipo di terapia per se stesso e non vuole fare nessun tipo di attività che possa ridurre quella che è la sua contagiosità. E anche in questo caso, quindi nel caso anche di altre situazioni epidemiche. Non so Franco se volevi aggiungere qualcosa. Quelli famosi, sono proprio quelli della legge Basaglia, del 180 del 78, e della legge di riforma della sanità, sempre del 78, che esprimono appunto il principio generale per cui i trattamenti sanitari sono o volontari o obbligatori, ma per essere obbligatori ci deve essere proprio una previsione di legge che individua i presupposti e quelle appunto specifiche sono ben definite, ecco. Quindi qui a livello regionale è chiaro che si va male a prevedere delle ipotesi che non hanno questa copertura, perché siamo di fronte a diritti costituzionali, a libertà individuali. Comunque avete capito che non sono solo malattie mentali. Secondo me qualcuno faceva lezione sui giornali del fatto che è sbagliato. Prego. Scusate, posso chiedere? C'era la Giacomuzzo. Scusami. Cristina, ti è sufficiente? Avevo un altro dubbio. Il mio vicino di casa, esempio marocchino, va e torna anche oltre, torna dopo 2 settimane. Deve fare la quarantena. Non si mette in isolamento, lo vedo che gira tranquillo. Ha un reato. Allora, io cittadina devo segnalarlo, è sempre al SISP allora? Sì. Grazie. O all'autorità giudiziaria, cioè uno può anche essere denunciato, cioè non è che... E Filippo c'era la TGR, poi tu. Ecco, se parli, grazie. Solo un chiarimento, sempre si parlava anche delle misure carcerarie fino a 12 anni di carcere per chi rifiuta il ricovero, si parla anche di sanzioni pecuniarie. Sì, c'è l'avvocato.
e comunque mi sembra di capire, giusto per fugare ogni dubbi, il TSO ricovero coatto non può essere deciso dalla Regione, deve essere una cosa che vi aspettate a livello di decreto. Al momento no. Ok. Va normato rispetto al coronavirus. Se fosse una tubercolosi sì. Filippo. Capite che è una contraddizione, no? E, avvocato, rispetto alle misure carcerarie, chiedeva, puoi ripetere per favore? Se erano previste anche multe particolari, si parlava dei 1.000 euro a livello di aziende. Per il 452 no, c'è la limitazione alla libertà, quindi reclusione, insomma, da un minimo a un massimo. C'è l'altra ipotesi che è quella della disobbedienza, diciamo, all'ordine dell'USL, di stare comunque a casa perché positivi, anche se asintomatici, anche se non, diciamo, in condizioni di patologia evidente. Ecco, lì ci sono quei famosi 5.000 euro di massimo di sanzione penale, non amministrativa, perché appunto la sanzione amministrativa in questa materia è limitata a livello regionale a 1.000 euro massimo. E l'arresto? E l'arresto per il penale. Certo. Filippo? Sì, per tornare al discorso del TSO, su cui si erano, come dire, alimentate delle aspettative evidentemente infondate, pare di capire che il ricovero coatto non è possibile, non è previsto. Ma questo l'abbiamo detto subito, ma la denuncia non era prevista, adesso è prevista. Quindi cioè, peccasse una denuncia perché ti rifiuti di farti ricoverare. No, ma dico per chiarire. Sì. Quindi il fatto nuovo è la denuncia penale automatica, chiamiamola così. Sì, la denuncia, sì. La denuncia, insomma, ecco. Poi sarà il magistrato a capire che alveo andrà, no? Certo. Io avevo un'altra domanda da fare che riguarda i suoi rapporti con il governo, perché ho come l'impressione che in questa lunga fase vi siano interlocutori di governo con i quali lei dialoga, collabora, altri invece con cui ci sono forse dei problemi, comunque ci sono delle divergenze. Lo dico perché sabato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, in una nota da lui firmata, scrive letteralmente che il Presidente Zaia è caduto in uno stato confusionale e le contesta il fatto di essere passato nel giro di pochi giorni da messaggi distensivi a messaggi allarmistici, a messaggi nuovamente distensivi, all'annuncio di una ordinanza restrittiva. Ecco, questo fatto mi ha colpito perché viene da un esponente del governo, insomma. Ho rapporti zero. Non so. Di cosa si occupa? L'editoria. C'entra niente con la sanità. E io direi che c'è Zambon, Vanzan, poi possiamo concludere se non ci sono altri. Era per cambiare un po' argomento. Prego. Basta che non ci risponda come al solito che i sondaggi sono dopati dal coronavirus. È vero, se Conte prende più di me vuol dire che sono dopati. Vabbè, no, ma lo dico simpaticamente. Parliamo della classifica del Sole 24 Ore che quest'anno mi pare di capire le dà 10 punti percentuali in più dal 60 al 70, se ho visto bene. Non lo so, non ho visto. Quindi evidentemente ma sai, io cambiamento. Posso dire, dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, pensate a tutta la squadra della sanità, tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Da un punto di vista statistico si direbbe che il campione non è significativo perché stiamo parlando di 100 giorni di coronavirus e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori, altri che non c'entravano nulla con la sanità e quindi qualcuno se li ha anche dimenticati. E andremo in un periodo ordinario prima o poi. Poi se io dico, come ho detto l'ultima volta, mi viene sempre in mente il sabato del villaggio di Leopardi, no? Leopardi alla fine dice che è meglio il sabato della domenica. E quando ti arriva il sondaggio sei già la domenica, no? Perché poi pensi già che arriva lunedì e la festa è già finita.
Poi il mio professore di statistica all'università diceva: guardate, la statistica è una bestia strana, perché a volte si dice che gli italiani mangino un pollo a testa all'anno, ma poi la verità è un'altra, che alcuni ne mangiano 10, altri non li vedono mai i polli, e quindi sono un fatto di numeri, no? Il miglior sondaggio è quello della gente, è quello dei cittadini che ci sono vicini, che fanno sentire il loro calore, capiscono quando siamo in difficoltà, comprendono gli errori quando li facciamo e ci aiutano quando dobbiamo fare le scalate più difficili, e con il coronavirus lo hanno dimostrato. E Vanzan e poi chiudiamo. Tre flash, Presidente. Perché l'ordinanza è valida solo fino al 31 luglio? Ma sai, Alda, per un fatto proprio ormai direi di consuetudine, no? Perché di mezzo ci sono sempre i DPCM. Potrebbe accadere che il governo col DPCM che scade il 15 decida di sistemare la partita del TSO e decida di sistemare la partita del vulnus dei 5 giorni del periodo di rientro entro i 5 giorni dai paesi per i quali è prevista la quarantena obbligatoria. Quindi prudenzialmente abbiamo messo il 30, potevamo mettere anche il 15, ma il 15 dopodomani ha detto mettiamo il 30. L'altra cosa, noi abbiamo parlato dei turisti che arrivano in Veneto a fare le vacanze, parliamo dei veneti che vanno all'estero, vale anche per loro? Sì, è reciproca. Se lei, Presidente, domani va negli Stati Uniti, quando torna sta 14 giorni in quarantena. Sì, è obbligatorio. Perfetto. Avete fatto una stima di quanto costerà alle casse pubbliche dover fare tutti questi tamponi? Risposta semplice: no. No, però insomma, ma lo affrontiamo. Io penso che abbiamo 14 laboratori di microbiologia, abbiamo il SISP, le nostre aziende ospedaliere, insomma cercheremo di dare risposta anche a questa. Io la considero anche un fatto di civiltà, no? Pensate, un lavoratore che entra in un processo produttivo dove ci sono centinaia di lavoratori, ci creano dei focolai gratuitamente, non ne vale la pena, anche perché stanno assieme 8 ore, cioè non è che passano al bar e i giochi è una roulette russa, lì ci stanno proprio assieme. Peraltro voi sapete che in base all'accordo sindacale è previsto che a distanza superiore di 1 metro non si porti neanche la mascherina nell'ambiente di lavoro, per cui questo inquieta ancora di più, no? In caso di un positivo. Io ne avrei anche un'altra, Presidente, riguardante sempre il caso del Vicentino, nel senso che la famiglia e l'azienda hanno pubblicato sul sito della fabbrica una nota in cui dicono che il signore in questione non è uscito di casa, cioè quando è stato messo in isolamento fiduciario, ha rifiutato il ricovero, è andato a casa, fino al 1° luglio, quando è stato effettivamente ricoverato, dicono non ha fatto vita sociale, non è andato a ballare o altro, ha avuto però degli incontri. Vi chiedo, ha incontrato il maggiordomo o ha incontrato il mondo a casa? Cosa sapete dalle interviste che l'ULSS vi ha Noi abbiamo solo una relazione, adesso do la parola alla dottoressa Russo. Posso dire però che c'è una certezza sulla quale nessuno può dire il contrario, che stiamo parlando di un sintomatico, a prescindere dal fatto del prima dell'ospedale e dopo dell'ospedale. Stiamo parlando con una persona che aveva sintomi, perché lo ha dichiarato, che se noi li ha avuti, cioè il fatto che tu hai, che so, la febbre piuttosto che la tosse, queste robe sono dei sintomi per i quali tu dovresti subito allarmarti. Prego. Allora, a questo proposito l'ULSS ci ha riferito che la persona non è uscita, secondo quello che sanno loro, dall'isolamento obbligatorio da quando è stato dopo, diciamo, la accertata positività al virus. E risulta che lui ha ricevuto delle persone con mascherina che sono solo andate a vedere come stava e che erano suoi ospiti. Si sa quante? Ha riferito quante? Ma mi sembra, ma non sono sicura di queste, che fossero 2 persone. Io suppongo che si siano affacciate alla camera dove questa persona era per chiedergli come stava, insomma, però per correttezza lui l'ha riferito. Sì, però forse anche per correttezza bisogna ricordare la storia dal 25. Certo. Perché sennò alla fine viene fuori che sembra una banalità sta roba. No, non per ridurre diciamo quello che è, insomma, il comportamento in questo ultimo caso. Tra l'altro questi 2 soggetti comunque sono anche questi in isolamento, perché erano ospiti che erano stati alla cena che lui aveva fatto prima. Ecco. Sì, però dal 25 cosa è accaduto?
Allora, da quando lui è rientrato e presentava questi sintomi che erano, diciamo, potevano essere compatibili con la malattia, visto anche i contatti che aveva avuto in Serbia, non ha fatto nulla, ha continuato a condurre la sua vita, da quello che ci risulta, soprattutto diciamo, frequentando dei contesti con la presenza di numerose altre persone, quindi una festa, un funerale, insomma altri incontri. Questo è quello che ci risulta. Soltanto quando l'aggravamento dei sintomi l'ha costretto ad andare in pronto soccorso è stato fatto un tampone, si è accertato che era positivo, da allora necessariamente posto e soggetto a quarantena obbligatoria. Non è uscito dal domicilio da quello che ci viene detto, ma ha ricevuto la visita di queste due persone per accertarsi delle sue condizioni di salute. Queste persone erano state alla festa e pertanto sono state poste in isolamento come gli altri. Poi il resto, insomma, lo sapete. La denuncia, la segnalazione dell'Us Autoberica è stata consegnata in queste ore? Ha detto Pavesi che lo ha detto ancora sabato, immagino abbia fatto sabato, e poi questo compete al direttore Pavesi, è stata fatta sabato. Sì, non è roba che seguiamo noi, la fa direttamente il direttore. Quindi queste due persone sono ulteriori due persone in isolamento? Erano alcune persone che erano presenti anche alla festa. No, erano tra quelle poste in isolamento, solo che queste persone erano ospitate nella casa, adesso non so naturalmente, e quindi poiché appunto c'era stata questa accertata positività, sono andati a vedere qual era la situazione, insomma a parlare con lui. Erano già in isolamento, sono ancora in isolamento come tutti gli altri contatti. Le persone contagiate in tutta questa vicenda sono 5. Sono 5. Compreso il malato. Sono 5 compreso il malato, sì. E a proposito della c'è un tampone che dobbiamo verificare però. Sì, c'è un tampone. A proposito della cena per cui mancavano all'appello circa 80 persone un paio di giorni fa, ci sono stati degli sviluppi? Qualcuno si è fatto? Allora, da quello che sappiamo, da quello che so io, dall'ultima relazione, che non è di stamattina ma è quella di sabato, erano 52 i soggetti posti in isolamento. Mi scusi dottoressa, io non ho capito, chiedo scusa. Le due persone che sono andate a trovare il signore in isolamento a casa, nella sua casa, e lei dice erano suoi ospiti, nel senso che dormivano da lui? E queste erano già in isolamento? No. Allora, nel momento in cui il soggetto è risultato positivo, lui ha dato l'elenco di alcuni ospiti di alcune persone che erano presenti alla festa. Alla festa, ma non alla casa sua. Tra cui c'erano questi due soggetti. Poi lui ha riferito successivamente che il 30 queste persone erano andate a chiedergli come stava. Queste due persone erano ospiti nella sua residenza. Comunque la situazione è circoscritta e questo è l'aspetto positivo. Non contiamo di avere altri positivi negli isolamenti e facciamo anche gli auguri, spero di pronta guarigione, al Signore, visto e considerato che poi si è anche aggravato. Le informazioni che abbiamo sono di un recupero e veramente speriamo che recuperi velocemente. E con questo chiudiamo. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Un'oretta al massimo. La mandare via è fatta. Ecco, quindi rientriamo in studio, un'oretta è fatta, si riferiva all'ordinanza, al testo definitivo che sarà diramato, perché per l'appunto è stata illustrata dal governatore Zaia questa nuova ordinanza preannunciata già nella giornata di venerdì. Cosa prevede? Lo vediamo in maniera molto sintetica. Prevede l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni in 3 casi in particolare, quindi nel caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone, scatta quindi l'obbligo di isolamento.
Nel caso di ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1, l'allegato 1 dell'ordinanza di fatto elenca i paesi europei, quindi da paesi diversi da quelli europei, obbligo di isolamento fiduciario dall'ingresso nella nostra regione per 14 giorni, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo. Quindi questi sono i 3 casi di obbligo di isolamento fiduciario. Poi viene riconosciuta la possibilità alle USL del territorio di individuare strutture extraalberghiere per il confinamento dei soggetti positivi, questo anche per portarli al di fuori dei contesti domiciliari dove potrebbero infettare i familiari. Del resto i focolai, lo sappiamo, sono quasi tutti di natura familiare, sono ormai quasi tutti di natura familiare. Poi tampone a chi entra dall'estero per necessità lavorative. Questa è un'altra fattispecie. Queste persone che entrano o tornano in Veneto dopo un viaggio in paesi diversi da quelli europei dovranno sottoporsi a tampone appena arrivati e un secondo tampone dopo 7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria, ha ribadito Zaia, è gratuita e la responsabilità è in capo al datore di lavoro che deve contattare l'USL e riammettere temporaneamente il lavoratore solo se il tampone è negativo. Quindi c'è un obbligo in capo al datore di lavoro. Altro scarto rispetto alla disciplina attuale è l'obbligatorietà di comunicare a sindaco, prefetto, autorità giudiziaria l'elenco dei positivi ai fini dei controlli e delle misure cautelari. Quindi ci sarà un obbligo di comunicazione a sindaco, prefettura e autorità giudiziaria dei casi positivi, in modo che questi possano essere anche controllati. Nel caso di rifiuto di ricovero, come è successo per l'imprenditore vicentino, quel caso che è diventato di dominio pubblico, chi rifiuta il ricovero perché positivo e con sintomi deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Parte così una denuncia di ufficio. Chi viola l'isolamento ma è negativo viene multato con 1.000 euro. Se invece il soggetto è positivo si rischia anche il carcere, ma per l'appunto quando avremo sotto mano l'ordinanza la studieremo e vi comunicheremo se ci sono altri dettagli da sapere. Quindi un'ordinanza abbastanza articolata che va a incidere sull'isolamento fiduciario fondamentalmente e sulle quarantene. Regione memore di quello che è successo ovviamente la scorsa settimana con il focolaio vicentino e con l'imprenditore che è rientrato dalla Serbia. Questo sul fronte regionale. Nella giornata in cui il mondo della cultura, del cinema, della musica piange la scomparsa di Ennio Morricone, 91 anni, morto in una clinica romana dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per una frattura al femore, nel giorno in cui al Parlamento arriva il decreto rilancio e nel giorno in cui dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri invece il decreto semplificazioni previsto per la tarda serata di oggi. Un Consiglio dei Ministri è previsto per le 10 di questa sera. Sempre sul fronte romano c'è il piano nazionale di rilancio che sta seguendo il ministro Gualtieri per quanto concerne soprattutto i temi del cuneo fiscale e dell'IVA. Tutti fronti assolutamente aperti. C'è poi la cronaca, ma ci ritorneremo nel corso della diretta e dei nostri telegiornali. Adesso mi collego invece con il nostro nuovo ospite, che è un ospite molto gradito, è un sindaco che ci illustrerà una iniziativa molto interessante, ce l'aveva già preannunciata ma da oggi è operativa. Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X. Buongiorno sindaco. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. La vedo mobile, dove si trova? Fuori dal municipio? Purtroppo mi trovo a Bassano perché abbiamo fatto appena ora una riunione per strada Pedemontana Veneta, per cui non sono in sede, mi sto collegando. Ottimo, Pedemontana Veneta, ci sono quindi degli aggiornamenti, può dirci qualcosa?
È stato presentato un piano del traffico, uno studio sul traffico sugli effetti sul traffico ordinario della Pedemontana, circa un'oretta e mezza di riunione con dei dati interessanti che sembrano essere abbastanza positivi per l'incidenza sul traffico sulla viabilità ordinaria. Staremo a vedere, insomma, ci sono stati presentati in maniera amplia, poi ci saranno dei tavoli tecnici per ognuno dei comuni coinvolti e con i vari punti neri della viabilità, poi ogni comune ha i propri, Riese ha i suoi. Staremo a vedere nei prossimi. Vi è stato dato un cronoprogramma aggiornato sul fronte dell'opera, Sindaco? Di fatto sì, ho confermato la primavera del 2021 per l'apertura quasi integrale dell'opera, salvo i 2 punti l'innesto alla 4 e la galleria di mare. Ecco, quali sono le richieste del suo comune? Ormai che ci ha dato la notizia, lei ha posto qualche questione particolare per Riese? Non in questa sede, però sì, come tutti gli altri comuni, anche noi abbiamo un nostro punto focale che nel nostro caso è l'incrocio di Vallà, la statale 667 che passa per il centro di Vallà, che è una frazione del nostro comune, che è già una strada molto trafficata ed è sulla direttiva Montebelluna-Castelfranco, la quale noi siamo particolarmente preoccupati per l'eventuale aggravio che potrebbe portare il traffico che scende dal casello di Altivole verso Castelfranco. Certo, tra l'altro non tantissimo tempo fa ci siamo occupati proprio con lei anche della sicurezza di quella zona dal punto di vista delle strade, della viabilità, quindi chiaramente lei ha posto la questione. Sindaco, veniamo all'ordinanza, non so se ha avuto modo di sentire, c'è questo aspetto dell'ordinanza di oggi, di Zaia vorrei un suo commento a caldo, c'è questo obbligo di comunicazione ai sindaci, ai prefetti, all'autorità giudiziaria, è dei soggetti positivi che si trovano in quarantena. C'erano state delle problematiche da questo punto di vista nei mesi scorsi, anche per quanto concerne la privacy, mi pare di ricordare. Secondo lei questa ordinanza fa chiarezza almeno per questo aspetto? Allora, io non ho potuto ancora, non ho visto la conferenza, ho sentito solo il tuo riassunto di qualche minuto fa, per cui mi estengo al momento a commentare per l'aspetto pratico. Noi venivamo già informati dal servizio epidemiologico dell'ULSS sui casi dei nostri comuni e per quanto mi riguarda sono tutti casi che poi io sentivo in prima persona anche per sentire quali fossero le condizioni di salute, se ci fossero particolari esigenze. È da capire poi qual è l'obbligo e quali sono le impellenze che ricadono sui primi cittadini. In linea di massima mi sembra una buona cosa, però ripeto, non essendo entrato nei dettagli, preferisco non ancora commentare. È chiaro che il caso di Sossano ha creato un precedente che certifica l'esigenza di non lasciare il senso di responsabilità personale di ognuno, la gestione della cosa, però ripeto, voglio leggermi l'ordinanza prima di fare un commento più preciso. Sindaco, grazie per questo commento a caldo e veniamo adesso all'iniziativa per cui ci siamo sentiti anche questa mattina e che abbiamo seguito fin dal suo primissimo esordio. Oggi nasce ufficialmente, lo possiamo vedere, ce l'ho qui, un attimo solo, eccolo qui, quindi prego la regia di inquadrare lo schermo, nasce il portale Riese Shopping. Di fatto è nato l'Amazon riesino, mi verrebbe da dire, Sindaco. Che cos'è? Sì, grazie del paragone. Non è esattamente un Amazon, nel senso che non è ancora un e-commerce, è una base di partenza, una piattaforma che, come dice il claim appunto del progetto, è una vetrina virtuale delle nostre attività sia commerciali che artigianali ed è una sorta di passeggiata attraverso la piazza virtuale di Riese. Questo sito raccoglie tutte
tutte le attività presenti nel territorio, o almeno la gran parte, e vuole essere uno strumento per iniziare a fare rete, perché questa emergenza degli ultimi 3 mesi da una parte ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante fare reti tra le attività locali, anche di piccole dimensioni, dall'altra ha dimostrato ancora di più che la direzione del mondo e del commercio è quella non solo della parte fisica, che comunque resterà e rimarrà importante, ma appunto anche quella dell'online, quindi un cambio di paradigma per il quale magari alcune piccole attività non erano ancora pronte o alla quale non avevano ancora pensato prima di questo cambiamento epocale per il mondo. Ecco, vedo tra l'altro sempre dal sito, lo possiamo vedere, non so se possiamo inquadrare lo schermo, è tutto suddiviso per categorie merceologiche, alimentari, bar, ristoranti, hotel, salute e bellezza, prodotti vari, artigianato, cartoleria, abbigliamento. È un lavoro molto complesso, strutturato. Da chi vi siete fatti aiutare? Com'è nato anche operativamente questo progetto, Sindaco? Beh, la strutturazione è stata creata da noi direttamente come amministrazione, il concetto, poi ci siamo appoggiati ad uno studio chiaramente che ha curato la parte grafica e la parte logistica del sito, quindi anche la creazione del sito, che è uno studio poi locale, e con loro ci siamo confrontati, nonché abbiamo fatto dei passaggi ovviamente con dei commercianti di Riese per capire poi quali fossero le esigenze principali. Abbiamo cercato una soluzione abbastanza snella e che chiaramente non è scolpita sulla pietra, ma potrà essere implementata e potrà essere cambiata nel tempo a seconda delle esigenze che si andranno a creare. Però, ripeto, è una base di partenza sulla quale ragionare e dalla quale far partire anche altre iniziative di collaborazione. Adesso chi vorrà capire un po' meglio quali sono le opportunità che la rete commerciale riesina ed artigianale offrono, ha uno strumento dal quale partire. In un secondo momento sarebbe bello ragionare anche sull'e-commerce. È chiaro che è già un mondo diverso e prevede una strutturazione diversa, ma pian pianino ci piacerebbe arrivare a qui. Assolutamente. Sindaco, le chiedo in ultima battuta, lei è noto non solo per la sua attività amministrativa, ma anche per far parte di un gruppo molto, molto conosciuto, Los Masadores. Oggi il mondo della musica, del cinema, della cultura, i mondi hanno perso una figura di riferimento come quella di Ennio Morricone. Che cosa significa questa scomparsa per il paese, per l'Italia? Io ho letto una frase un giornale in cui ha detto: sono orgoglioso di aver fatto parte della colonna sonora della vita di molte persone, e credo sia proprio questo l'importanza di artisti di questo livello, che nel bene o nel male, in questo caso chiaramente sono nel bene, sono entrati nella quotidianità di ognuno di noi. Quando parti un'aria di Morricone, possono essere i film western, può essere Mission, c'era una volta in America, comunque ognuno di noi lo ricollega a una parte della propria vita e del proprio vissuto, e questa è una caratteristica che solo i grandi artisti possono avere. Mi vengono in mente i Beatles, quando si ragiona delle canzoni dei Beatles, ognuno di noi le ricollega a un momento della propria vita. Per Ennio Morricone credo sia lo stesso, e oggi perdiamo un grande italiano. Un grande italiano, assolutamente. Sindaco, io la ringrazio per averci aggiornato su questa riunione riguardante la Pedemontana, sulla nuova iniziativa delle attività commerciali riesine e per questo ricordo del premio Oscar Morricone. Grazie a Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X. Grazie, saluti a tutti. Grazie, buon lavoro sindaco.
Ecco, quindi sindaci che sono di fatto protagonisti, tra i protagonisti di questa nuova ordinanza regionale del governatore Zaia, ma per fare il punto siamo collegati con l'unità di crisi di Marghera, con l'esterno, dove c'è il nostro Filippo Fois. Filippo, te la linea. Sì, buongiorno. Dunque l'ordinanza ancora non l'abbiamo in mano, sarà diffusa nelle prossime ore, all'incirca tra 2 ore dovremmo avere il testo completo, però intanto possiamo dire, fare un po' il punto sulle anticipazioni che sono state fatte pochi istanti fa dal Presidente Zaia. Innanzitutto io partirei da un dato: al momento in Veneto, secondo l'ultimo bollettino, ci sono poco meno di 20.000 positivi, però nella settimana che va dal 1° luglio ad oggi i nuovi contagi sono stati solo 28, quindi veramente un numero molto basso. Di questi 28, 15 sono cosiddetti di virus importato, vale a dire di persone non italiane ma residenti in Veneto. I restanti 13 invece sono veneti e sono contagi avvenuti in RSA oppure in ambito familiare. Ecco, quindi dobbiamo partire da questo presupposto, vale a dire che in questo momento la situazione in Veneto per quello che riguarda la diffusione del coronavirus è molto buona e il pericolo potrebbe arrivare dall'esterno. Parte proprio da queste premesse l'ordinanza che è stata presentata stamattina, assieme anche a quello che l'avete sentito anche nuovamente anche oggi, il comportamento del gruppo che era di ritorno dalla Serbia, perché insomma sono state messe assieme queste due cose con i seguenti risultati. Innanzitutto chi ha avuto un contatto con una persona a rischio o positivo deve fare 14 giorni di isolamento fiduciario dal contatto, oppure un ingresso da un paese che non sia compreso in una lista di 36 che devono ancora essere resi noti, ma sostanzialmente si tratta tutte di nazioni europee, ha l'obbligo di 14 giorni nuovamente di isolamento fiduciario in casa a partire dal momento in cui è rientrato in questo paese. Lo stesso autoisolamento per chi abbia la compresenza di 37,5 gradi di temperatura e difficoltà respiratorie. In tutti questi casi l'ULSS, quindi l'azienda sanitaria, può disporre l'isolamento in strutture alternative a quelle di casa propria, qualora le circostanze rendessero più sicuro che una persona sia veramente isolata e non in un contesto in cui possa contagiare altre persone. E poi ancora, e qua arriviamo ai punti proprio focali, l'obbligo di tampone per tutti i rientri lavorativi dal lavoro, quindi rientri lavorativi da uno dei paesi che non sia nella lista dei 36. Il primo tampone viene fatto immediatamente, è un procedimento gratuito che offre la Regione. Se il tampone è negativo, il lavoratore può immediatamente tornare a lavorare, ma ha l'obbligo di indossare sempre la mascherina fino al secondo tampone, che verrà fatto a distanza di 5-7 giorni, dopodiché può riprendere l'attività lavorativa normalmente. Poi c'è un obbligo di denuncia e segnalazione di tutti gli isolamenti da parte delle ULSS all'autorità giudiziaria, al sindaco e al prefetto, perché vengano effettuati gli opportuni controlli. E qui arriviamo proprio del merito delle situazioni più difficili. Segnalazione all'autorità giudiziaria anche di chi si oppone alla prova del tampone. Il positivo che rifiutasse il ricovero può essere denunciato sulla base dell'articolo 482 del codice penale. Per il non positivo, il negativo che infrange l'isolamento, è prevista un'ammenda di 1.000 euro e da questo punto di vista il Presidente Zaia ha chiesto che ci sia, ma questo lo può decidere, si può decidere solamente a livello nazionale, un inasprimento delle pene. Per chi invece è positivo e non rispetta l'isolamento, qui invece è prevista addirittura una pena detentiva da 1 a 12 anni più 5.000 euro di penale. Però ecco, la palla torna proprio nel campo
livello nazionale, sia per quello che riguarda un inasprimento delle pene per i negativi che non rispettano la quarantena, sia anche per quello che riguarda il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Si è fatta un po' di chiarezza su questo istituto che risale ad una legge del 1978. Si era detto che poteva essere effettuato solamente per persone con problemi psichiatrici. Non è vero, può essere fatto anche in caso di epidemia, però per esempio per la tubercolosi, però non è normato specificatamente per il coronavirus. Quello che sarebbe necessario per poterlo applicare anche in questo caso è che venisse ritoccato a livello nazionale specificatamente per il caso di positività al coronavirus. Cristian. Tra l'altro Filippo, proprio su questo ultimo aspetto ci sono delle rassicurazioni da parte del ministro Speranza che di fatto sembrano avvicinarsi all'ipotesi che stai dicendo, quindi una modifica normativa. Sì, questa convergenza era arrivata già venerdì, quando è stato il primo giorno in cui Zaia ha lanciato questa proposta, e credo già poche ore dopo c'era già stata una replica da Roma da parte del ministro Speranza, col quale peraltro comunque il contatto è diretto tra il governatore del Veneto e il Ministero della Salute, proprio in questo senso, per cui diciamo che potrebbe essere qualche cosa che si concretizza anche molto a breve. Filippo. Grazie mille, grazie, buon lavoro, ci sentiamo nel corso dei nostri telegiornali. A presto, buon lavoro Filippo. Filippo Fois dall'unità di crisi di Marghera ci ha aggiornato su questa nuova ordinanza, vedremo il testo a breve. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, a dopo. Di nuovo insieme in diretta per raccontarvi questo inizio settimana. Avete visto, c'è questa nuova ordinanza, peraltro annunciata nei giorni scorsi di Zaia, un giro di vite, di fatto sulle quarantene, sui periodi di isolamento si andrà a denunciare i positivi al Covid che si rifiuteranno di ricoverarsi nel caso in cui per l'appunto ci sia un consiglio in tal senso da parte dei medici. Ovviamente il caso di riferimento è quello di Sossano nel Vicentino, quindi dell'imprenditore che si era rifiutato, appunto, che aveva rifiutato le cure di essere ricoverato e quindi di fatto trasformandosi in un untore, anche se il termine è brutto, appartiene ad altre epoche, ma di fatto questo è successo. Oggi Zaia ha dato anche l'aggiornamento dei casi di contagio, la situazione è comunque sotto controllo, poco più di 20 i focolai in tutto il Veneto, sono stati fatti anche più di 1 milione di tamponi, quindi siamo oltre 1 milione di tamponi effettuati in Veneto dall'inizio dell'emergenza, 19.327 i pazienti positivi al Covid, 768 in isolamento, meno 13 rispetto alla giornata di ieri, c'è un decesso in più, 169 i ricoverati, dei quali soltanto 16 Covid, 10 in terapia intensiva, 2 positivi. Lo ricorderete, nei giorni scorsi si era giunti a 0 casi di positività in terapia intensiva, adesso ci sono per l'appunto i nuovi casi che arrivano dal cluster di Vicenza fondamentalmente. Poi la nostra Tiziana Bolognani, poco prima di collegarci con Zaia, ci ha confermato che uno dei casi di ieri, segnalati ieri, è relativo ad una badante che presta servizio nel Feltrino, quindi nel Bellunese, perché poi c'è tutto il tema delle badanti e da questo punto di vista c'è l'ordinanza per l'appunto di Zaia che va a incidere proprio sui rientri in Italia dai paesi esclusi dall'allegato 1. L'allegato 1 di fatto di questa ordinanza va a elencare i paesi europei, in poche parole, quindi fuori dai paesi europei scatta di fatto
la quarantena. Questo il quadro nella giornata in cui il Sole 24 Ore ha diffuso i risultati del gradimento nei confronti degli amministratori locali. Vola Zaia, cede il governatore invece della Lombardia Fontana. Tra i sindaci veneti l'unico in top 10 è il sindaco di Venezia Brugnaro, dei sindaci dei comuni capoluogo. Faccio questa specifica perché adesso siamo collegati, lo vedo in linea con un sindaco, è il sindaco di Calalzo di Cadore, coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Buongiorno De Carlo. Buongiorno, io non sono in classifica. Lei non è in classifica, però insomma, stando alle elezioni che l'hanno vista più volte protagonista, lei è ben voluto a Calalzo perché insomma ha sempre avuto dei plebisciti più o meno, insomma le cifre hanno sempre parlato chiaro. Detto questo, lei è stato protagonista la scorsa settimana di una vicenda. Di fatto lei non è più parlamentare della Repubblica. C'è stato un riconteggio dei voti e il seggio è stato attribuito, anche se non c'è ancora il sigillo dell'ufficialità, ad un trevigiano, ad un consigliere di Possagno, Giuseppe Paolin. Le chiedo come sta innanzitutto, come l'ha presa questa decisione, questa pronuncia? Beh, insomma, come l'ho presa sarei bugiardo se dicessi che non mi ha dato fastidio, ecco. C'ero un po' abituato, anche la Meloni quando me l'ha detto, ha detto Luca, meno male che è capitato a te, insomma l'avevi già vissuta all'inizio della legislatura, questo dentro e fuori. Io gli ho detto, beh, insomma, visto che avevo già vissuto una volta, potevo anche risparmiarmi la seconda. A parte gli scherzi, in realtà è una cosa che segna indubbiamente, ma non solo me, segna anche chi aveva diritto ad entrare e per 2 anni e mezzo è rimasto fuori. Infatti il mio primo pensiero è stato a Paolin, che ho chiamato io telefonicamente per dirglielo di non prendere ferie perché ad agosto avrebbe avuto un impegno come quello della Camera dei Deputati, ma mi metto anche nei suoi panni che se la logica fredda dei numeri dà ragione a lui, perché questo non è un ricorso, è addirittura un riconteggio fatto sulla base dei verbali che dice chiaramente che a Fratelli d'Italia è stato attribuito un seggio in più, e guarda caso era il mio perché io ero l'ultimo degli eletti di Fratelli d'Italia. È altrettanto vero che i numeri dicono che Paolin avrebbe avuto diritto da 2 anni e mezzo, quindi io credo che ho fatto un appello ai miei colleghi perché in questi 2 anni di legislatura che restano riescano a mettere mano a una questione come quella dei riconteggi, che si chiuda almeno nei primi 6 mesi di legislatura, per non mettere nessuno nelle condizioni come me di aver lavorato 2 anni e mezzo, ma insomma io ripeto, sono sempre convinto che i ruoli siano il mezzo per fare politica e non siano il fine, cioè il fine di un politico non deve essere quello di arrivare alla Camera, deve essere quello di arrivare alla Camera per poi essere in grado di incidere, di fare gli interessi della popolazione che l'ha eletta. Però mi metto nei panni anche di chi, come Paolin, sono 2 anni e mezzo che aveva titolo a poter entrare e purtroppo non ce l'ha fatta, per cui un appello veramente perché si metta mano a questo e in 6 mesi si capisca chi ha diritto o meno e poi si possa lavorare. E poi c'è tutto il tema della legge elettorale, sempre verde, perché c'è questo aspetto dei conteggi, ma tutto questo si inserisce all'interno di un sistema elettorale a tratti schizofrenico, ce lo diciamo sempre, ma poi alla fine difficilmente. Ma ogni volta che mettiamo mano a una legge elettorale la facciamo peggio di quella prima. Questo è un dato oggettivo, ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti. Oggi le forze che sono al governo, pur di non avere Lega e Fratelli d'Italia nel prossimo governo, si stanno cercando di accordare per un proporzionale puro che di fatto non consente di avere già una maggioranza ben definita e soprattutto un primo ministro ben definito prima delle elezioni. Noi chiaramente non abbiamo i numeri per contrastarla, ma faremo di tutto perché i cittadini possano già da prima delle elezioni nella prossima legislatura scegliere chi sarà il loro premier e non si debbano piegare a inciuci come quelli che abbiamo visto in questi 2 anni e mezzo, che però non hanno mai visto Fratelli d'Italia nemmeno sfiorato dalla possibilità di farli, ecco. Certo, quindi diciamo che questo è un altro aspetto
particolare, un altro tormentone per certi versi. Diciamo che adesso il Parlamento, la politica non solo nazionale, hanno altre priorità ovviamente. Ecco, qual è secondo lei la priorità che deve darsi il governo e la politica nazionale in questo momento di ripresa / ricostruzione? Beh, insomma, se fosse ripresa sarebbe già un bel segnale, no? Io credo e temo invece che il peggio non l'abbiamo ancora visto, che i grandi effetti del lockdown e di questa situazione si vivranno soprattutto da ottobre in poi. Quindi il governo dovrebbe tradurre in pratica tante enunciazioni di principio, tante comunicazioni che ha fatto da 4 mesi a questa parte. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta prima quando abbiamo votato 2 scostamenti di bilancio che di fatto davano la possibilità al governo di avere a disposizione 80 miliardi per incidere sulla crisi. In realtà di questi 80 miliardi ne abbiamo visti pochi, i cittadini ne hanno visti pochi, fino a pochi giorni fa nemmeno le casse integrazioni di marzo. Quindi io auspico che il governo cambi veramente passo, ma non perché io ero seduto, sto e continuerò ad essere all'opposizione anche fuori dal Parlamento, ma semplicemente perché noi abbiamo un interesse superiore a quello delle beghe di partito, che è quello dell'interesse nazionale, cioè di ogni singolo cittadino che vive in questa nazione. Noi gli effetti di questi 80 miliardi purtroppo non li abbiamo ancora visti. Se non li abbiamo visti noi, non li ha visti neanche tanta popolazione in difficoltà. Quindi l'appello al governo è quello di essere più concreto che comunicativo. Credo che anche gli stati generali fatti a Villa Doria Pamphili siano stati una kermesse tipo Grande Fratello, piuttosto che invece qualcosa di concreto che a nostro avviso, ma credo che a avviso di tutti quelli che credono ancora in un briciolo di democrazia, gli stati generali dovessero essere fatti all'interno del Parlamento, ascoltando anche le istanze della minoranza, delle opposizioni, come siamo noi, convinti come siamo che tante idee nostre sono buone. Ne cito una su tutte: il raddoppio della indennità della pensione di invalidità. Quella è un emendamento di Fratelli d'Italia che è stato accolto anche dopo ovviamente la sentenza della Corte, però quello è un provvedimento di Fratelli d'Italia. Noi non vogliamo vantare primogenie o mettere bandierine, diciamo solamente che quando siamo messi nelle condizioni in aula, così come in commissione, di poter dare delle buone idee, lo facciamo nel pieno rispetto del nostro ruolo, che è quello di una opposizione assolutamente responsabile e che soprattutto deve essere chiaro a tutti, ma lo sanno tutti, è coerente ai propri principi, ma soprattutto ha un interesse solo, è quello di far crescere questa nazione, ecco. De Carlo, le chiedo di aspettare qualche istante perché andiamo in pubblicità e dopo parliamo di elezioni regionali. Va bene. Di nuovo in studio, di nuovo collegati con Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, sindaco di Calalzo di Cadore, già parlamentare della Repubblica Italiana. De Carlo, mi dispiace infierire su questo, diciamo, ma insomma... Lo so che lo fa con garbo. Ecco, diciamo che il tempo sarà sicuramente galantuomo e glielo auguro. Vediamo. Ecco, ma cosa farà adesso Luca De Carlo? Nel senso che la domanda personale è collegata anche a quella generale. Ci sono delle elezioni regionali in vista. Lei pensa di candidarsi alle regionali? Prima domanda. Seconda domanda, l'alleanza di centrodestra un po' scricchiola. A Treviso la Lega correrà separata da Fratelli d'Italia in quasi tutti i comuni, forse in tutti i comuni. Come la mettiamo? Queste le due domande, una più personale e l'altra più generale. Allora, parto da quella più generale. La Lega non credo correrà da sola neanche a Treviso. Stamattina ho sentito personalmente il mio amico Gianangelo Boff, gli ho rifatto le stesse considerazioni che gli avevo fatto qualche tempo fa. Abbiamo parlato di ogni singolo comune, ci siamo confrontati, è prestino. Sicuramente sulla maggior parte dei comuni siamo sicuri di trovare una quadra, anche perché conosciamo benissimo da sindaci e ex sindaci come siamo le dinamiche anche comunali, che a volte sfuggono a quelle più politiche, a livelli magari più alti, quindi non ho nessun dubbio che anche lì
su quasi tutti o su tutti troveremo la quadra, quindi non mi preoccupa particolarmente, anzi poi con Gianangelo il rapporto è sempre molto franco, quindi non abbiamo problemi di poca o scarsa comunicazione. Quindi era stata una fuga in avanti questa della Lega, perché insomma sembrava che fino a sabato ci fosse questo strappo. Ma secondo me non era nemmeno uno strappo, è stata semplicemente una considerazione di chi oggi è forte sul territorio, soprattutto a Treviso, e quindi tenta sempre in qualche maniera di fare la voce grossa. Io credo che poi la vera politica, la sana politica, sia quella che riesce a mettere tutto intorno a un tavolo. Gianangelo ha assolutamente l'intelligenza e la bravura per farlo, quindi io non ho benché minimo problema che lo faremo. Quindi, ecco. E De Carlo non parlerei nemmeno di fuga in avanti. E un De Carlo alle regionali? Un De Carlo alle regionali non credo sia possibile, perché io ho questo ruolo di coordinatore regionale del Veneto che interpreto con assoluta imparzialità sopra ogni parte, ogni sensibilità che ogni partito ha. Quindi per restare terzo in qualsiasi questione ovviamente non devo partecipare alla competizione elettorale. Il mio compito, il compito che mi ha dato il partito, è quello di garantire a tutti, fare delle liste forti, perché solo con delle liste forti, con un'alta competizione interna, riusciamo ad avere un'ottima percentuale. Ed è poi garantire a tutti quelli che corrono la stessa agibilità politica e senza discriminazioni di nessun tipo. Quanto al ruolo di Luca De Carlo, io credo sempre, non solo adesso che un ruolo di un certo prestigio non l'ho più, o meglio, non lo avrò più tra un mesetto quando si finirà l'iter burocratico, che io non ostacolerò, come ho già avuto modo di dire, io non farò nessuna operazione che possa anche solo prolungare di un giorno la mia permanenza nel Parlamento. Glielo devo come forma di rispetto anche a chi deve subentrare, quindi non capiterà. Ma ho sempre creduto che il ruolo fosse il mezzo per raggiungere un fine, non fosse il ruolo stesso, cioè diventare deputato, il fine di uno che fa politica. Quindi è con questo spirito che in qualche maniera cercherò di essere utile nell'altro ruolo che ho, cioè quello di coordinatore, senza dimenticare quello che amo di più, che è il mio ruolo naturale, che è quello di sindaco. E sappiamo quanto i sindaci, soprattutto in questo periodo, siano chiamati a fare per le loro comunità. Grazie a Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Buon lavoro De Carlo. Grazie a voi. A presto, arrivederci. Adesso per noi ancora qualche secondo di pubblicità, dopo tiriamo le somme di questa prima parte di giornata. Di nuovo insieme, siamo alle battute finali, i fronti che vi abbiamo raccontato principalmente finora. Da un lato questa nuova ordinanza di Zaia che vedremo insieme nelle edizioni dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30, poi il cordoglio anche veneto per la morte di Ennio Morricone, il maestro premio Oscar. Oggi c'è anche una ricorrenza in breve, la vediamo insieme. 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, il 6 luglio 1970, si riuniva nella grande sala di Ca' Corneri il primo Consiglio regionale del Veneto, presieduto dal consigliere anziano, il democristiano bassanese Giovanni Bottecchia. Lo ricorda il presidente attuale del Consiglio regionale del Veneto, Ciambetti, che rivendica per l'appunto maggiore autonomia. Ce n'è una forte necessità, il richiamo oggi del presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Tutti gli aggiornamenti a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Vi ricordo che questa sera torna in prima serata Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino, che in studio avrà il presidente del Veneto Luca Zaia, quindi ci sarà modo di fare il punto di questa nuova ordinanza e non solo. Quindi Luca Zaia a Ring questa sera, ma ci saranno anche Giacomo Possamai del Partito Democratico, Flavio Pinton del Movimento 5 Stelle, Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico della Lega, e Luca De Carlo, che abbiamo sentito anche prima, di Fratelli d'Italia, coordinatore regionale. La politica alle corde a Ring a partire dalle 21:15 con Zaia in studio accanto al vice direttore Avarino. È tutto per il momento, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.